Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 di lunedì 13 aprile, staremo in vostra compagnia fino alle 10, a partire dalle 8 il primo ospite sarà Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, dalle 9 alle 10 invece sarà il nostro ospite Riccardo Ledi di Fratelli d'Italia, consigliere in quarta circoscrizione. Andiamo a leggere la pagina meteo con la situazione meteo dunque descritta dal sito dell'ARPA. Una depressione di origine atlantica oggi si avvicinerà alla regione, favorendo un afflusso di correnti meridionali più umide in quota, orientali e secche invece negli strati medio-bassi. Martedì e mercoledì continueranno ad affluire correnti umide da sud-est, sempre in quota. Per quanto riguarda oggi, nuvolosità variabile con bora moderata al mattino, sulla costa e sulle zone orientali. In giornata possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate sulle zone più occidentali, specie su Alpi e Prealpi Carniche. In serata saranno possibili piogge sparse anche sulle altre zone. Temperature minime 11-14 gradi, massime 15-18 gradi centigradi. Per domani cielo da nuvoloso a coperto con probabili piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, forse anche intense sul Pordenonese, su bassa pianura e costa. Quota neve 2000-2200 metri circa, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Per domani le previsioni sulle temperature sono tra i 12 e i 15 gradi le minime, 16-18 gradi invece le temperature massime, tempo instabile anche fino a giovedì, con nuvolosità variabile e piogge sparse intermittenti, in genere deboli o moderate. Sulla costa a tratti possibile vento da nord-est moderato, quindi tempo che comunque non andrà migliorando neanche nei prossimi giorni. Questo per quanto riguarda proprio l'inizio di settimana sul fronte meteorologico. Andiamo alle notizie con la prima pagina del Piccolo. In primo piano il blocco di Hormuz, Trump, falliti colloqui Stati Uniti-Iran, il titolo lo vedete, Trump blocco Hormuz, il presidente annuncia l'intervento navale di sminamento dello stretto. Al Link Festival di Trieste, Don Dante Carraro chiude la serie di dibattiti sull'attualità, l'effetto guerra si abbatte sul sud del mondo. Il bilancio della manifestazione, tanti incontri sold out, Trieste è coinvolta per 3 giorni con lo stand in Piazza Unità. La fotonotizia sul basket, una grande lezione a Udine, il derby è ancora bianco-rosso, al Carnera trionfo collettivo di Trieste, è finita 70-89 per Trieste contro Udine, giocata in questo caso a Udine e la vittoria è dei biancorossi. Il taglio alto con l'Ungheria che mette fine all'era Orbán, la vittoria è netta, Magyar nuovo premier, l'opposizione verso la conquista della maggioranza di 2/3, la piazza in festa, il sottopassaggio di piazza Battani si intasa prima ancora che arrivino i numeri, la folla preme, si accalca, riempie ogni spazio fino a quasi affermare la città. Sul Danubio rimbalzano le urla dei sostenitori di Peter Magyar, soffia il vento della primavera, sarà il nuovo premier, poi arrivano i dati e non lasciano più spazio ai dubbi. L'ex adepto ha superato il maestro, Viktor Orbán, spezzando la sua lunga stagione di potere. Una vittoria netta, proiettata verso la maggioranza assoluta che segna l'inizio di un'altra Ungheria. A legittimarla è un'affluenza monstra, quasi l'80% degli elettori, oltre il dato già alto del 2022, persino sopra quello del 1990, le prime elezioni libere. Voto nel segno di una nuova Unione Europea, ore decisive per l'Ungheria, la cortina di ferro che divideva i paesi occidentali dalle capitali della vecchia Europa potrebbe anche cadere. Questa è l'analisi sul voto in Ungheria. Tram di Opicina, la ripartenza è prevista entro l'estate, la trenovia sospesa da 6 mesi, vedremo poi alle pagine interne della cronaca locale. A Muggia, mia madre, trovata morta, non sapevo che cosa fare. La figlia teneva il cadavere in casa a Muggia da 3 anni. Quando l'ho trovata morta per terra non sapevo chi chiamare né cosa fare, allora l'ho coperta, ero tanto legata a lei e l'ho tenuta con me. Ricordo che era la fine di novembre del 2022. Così si è confidata in queste ore la 57enne ex poliziotta che viveva in casa con il cadavere della madre da circa 3 anni, l'84enne Lucia Venturi. Sabotaggio al traliccio Terna, scende in campo l'intelligence, l'indagine in Carnia, il caso del pilone di Terna segato in Carnia che alimentava tra le altre cose l'oleodotto Siot. Dagli ambienti giudiziari massimo riservo, ma è evidente che l'attenzione è altissima, se ne occupano anche i servizi di intelligence e quelli dell'antiterrorismo, proprio a capire
se si tratti di un caso isolato o di qualcosa di ben più organizzato. Le mire infatti degli investigatori stanno proprio analizzando la possibilità che ci sia qualcosa di più strutturato dietro che un singolo episodio, anche per la mole del danno provocato al traliccio. Dazi e conflitti sul Vinitaly, ma il Prosecco non rallenta. Fino al 15 di aprile a Verona l'evento nazionale, il Prosecco continua la sua corsa impermeabile a guerre, dazi e consumi in calo. Il nord-est è vicino agli ultimi, il commento di Francesco Iori, la città delle dive di Mario Magaina, la mostra del fotoreporter alla pagina 22, e poi la villa barcolana dell'antica Roma, i resti scoperti nel 1887, a pagina 16, la ricostruzione storica. Questa è la prima pagina del Piccolo. Andiamo anche alle prime pagine nazionali. I titoli giocoforza sono più o meno quelli: la vittoria in Ungheria del nuovo volto per quanto riguarda il paese, lo stretto di Hormuz, il blocco chiesto da Trump, e poi anche la vittoria di Sinner, che non abbiamo visto dal Piccolo, che ha giustamente dato spazio invece alla vittoria della pallacanestro Trieste, ma la vittoria di Yannick Sinner su Alcaraz ieri rimbalza anche sulle prime pagine nazionali. Lo vediamo nel taglio alto, che meraviglia, batte Alcaraz, di nuovo il numero 1. È successo tutto a Monte Carlo, Carlitos Jannik, quello che fa è impressionante, c'è molto fair play fra i due atleti ed è anche bello per divulgare un messaggio positivo al mondo dello sport. Falliti i negoziati, Trump, Hormuz, ora blocco navale, come abbiamo detto più o meno in tutte le pagine, declinate anche a seconda della linea editoriale, sono questi i titoli. L'Iran, se combattete noi combatteremo, Descalzi, gas russo, fermare il prossimo stop. Dopo il fallimento dei colloqui di pace in Medio Oriente, Trump ordina il blocco navale di Hormuz, con Londra e altri invieremo i dragamine, la minaccia dei Pasdaran, nemici attenti al vortice mondiale. La caduta di Orbán, dopo 16 anni, trionfa Magyar, riscriviamo la storia. Ha vinto anche l'Europa, scrive Paolo Valentino nell'articolo di fondo, il voto e gli effetti sul trafilo laterale a sinistra. Ancora sport, prima abbiamo detto del tennis, anche il calcio, l'Inter ora è a +9, le mani sullo scudetto, battuto il Como, ed è stata una battuta d'arresto anche poi le inseguitrici. Poi gli altri titoli: armi a Putin dell'Unione Europea, così ha girato il divieto, l'articolo e l'approfondimento di Milena Gabanelli. Colle il 2 giugno, la festa in piazza, l'evento per gli 80 anni. La cronaca: picchiato per un rimprovero, cade e muore davanti al figlio. Ammassa Carrara, era a terra, andavano avanti, fermati 3 giovani. Picchiato e ucciso da un gruppo di ragazzi davanti al figlio di 11 anni, la tragedia nella notte tra sabato e domenica nel centro di Massa. Giacomo, 47 anni, aveva chiesto che smettessero di tirare bottiglie contro una vetrina, fermati 3 giovani, uno è minorenne. Uccisi in ambulanza, l'intercettazione shock, obesa, giusto che muoia, Forlì, l'autista della Croce Rossa, indagato che ora confessa. Mamma del Bosco, compleanno senza figli, solo la videochiamata. Per chiudere poi con le reazioni dalla vittoria di Magyar alle elezioni in Ungheria, l'ex amico del capo che promette battaglie ai corrotti, questo è il profilo del vincitore, le reazioni, il sollievo di Bruxelles, il nostro cuore può battere più forte. La Repubblica, fine del regime Orbán in primo piano, storica svolta del voto in Ungheria, dopo 16 anni Peter Magyar è il nuovo presidente. Von der Leyen dice il cuore d'Europa batte più forte, Eli Schlein, basta sovranisti, avviso anche a Meloni. Come avviso politico. Yannick Sinner che bacia il trofeo di Monte Carlo sulla vittoria contro Alcaraz, riprendendosi anche la prima posizione nel ranking ATP, scavalcando proprio lo spagnolo. Iran, vertice fallito, Trump annuncia il blocco di Hormuz, emergenza energia, Descalzi di Eni, sospendere il bando al gas russo. Primario o no, la sinistra non si perda, il commento di Concita De Gregorio. E la cronaca da Massa, picchiato da un gruppo di giovani, muore davanti al figlio undicenne. Terribile questa notizia. Ungheria, dalla stampa in questo caso, Ungheria, Europa, la caduta di Orbán, trionfa Magyar, fatta la storia, quelle 4 lezioni in arrivo da Budapest nei commenti, un duro colpo al sovranismo globale, ora basta con il diritto di veto, la parabola di Viktor, il topolino di Putin, Peter, l'ex Fidesz,
che sussurra l'Unione Europea. Anche in questo caso Sinner, uno rosso, Yannick batte Alcaraz a Monte Carlo, ritorna in vetta al mondo in uno dei terreni, quello della terra rossa, che non è proprio il preferito da Sinner, dove insomma rispetto al cemento e al campo in erba, come per quello di Wimbledon, nella terra rossa ha avuto storicamente un po' più difficoltà. Falliti i negoziati, Trump a Hormuz il blocco navale, Stati Uniti senza strategia, rischio di escalation, l'articolo di Stefano Stefanini. Perché congelare gli ovociti non è tabù con le culle vuote, il dibattito sulla natalità, il guardaroba di Elisabetta quando il potere è addosso, invece la mostra che c'è all'interno di pagina 22 come richiamo proprio di questa mostra, all'interno della Stampa, il punto anche sul dress code di una volta. Andiamo a Il Giornale, finisce l'era Orbán, Ungheria svolta ma resta a destra, trionfa Magyar, la sinistra mondiale esulta per la vittoria di un conservatore. Esplode l'ira Trump, pronto a usare la forza per Hormuz, Donald, blocco navale dello stretto, il Libano, l'IDF sperona un mezzo italiano. Così nella prima pagina del giornale, il disgelo con Bruxelles di un leader che guarda a ovest, il governo Meloni grazie a un alleato, ma c'è chi sorride nella maggioranza. L'esito delle trattative invece per quanto riguarda il Medio Oriente, l'Iran può attendere, gli Stati Uniti no, così Vance paga errori non suoi. L'analisi: Trump smaschera il bluff dei Pasdaran, la vera battaglia è per la libertà. Gas e vincoli, pressing sull'Unione Europea, Salvini, stop al patto di stabilità o faremo da soli. Anche in questo caso la vittoria di Sinner, torna numero 1, ecco l'Italia che vince. E anche la cronaca, purtroppo, ammazzato dai ragazzini davanti al figlio di 11 anni, la tragedia di massa e le baby gang. Il Sole 24 ore, consumi, famiglie numerose, single disoccupati, rincari ad alto rischio. La crisi del Golfo spinge l'inflazione, tra cibo, energia e trasporti il 45% della spesa dei nuclei fragili, dalle rinnovabili 3,5 miliardi di risparmi. Il fattore sfiducia amplifica il caro vita, questa è l'analisi a pagina 2. Boom di posti per gli ex stagionali, in Veneto il 26% delle richieste nei lavoratori extra Unione Europea. Scuola, bonus rafforzato nel 730 in arrivo, debutta il limite detraibile di 1.000 euro, precompilata online entro il 30 di aprile. Minori e web, digital detox in aula, cellulare vietato nel 90% degli istituti nazionali. Gli adempimenti, IVA, errori, recuperi di detrazione, come rimediare nella dichiarazione, l'influencer marketing, regole certe e trasparenza sulla promozione. Nell'economia digitale si cerca di fare quadrato attorno anche al mondo del marketing, degli influencer, quelle persone che diventano famose o lo sono già e si prestano, diciamo, alla promozione di prodotti o servizi, ma che nel web hanno una regolamentazione diversa rispetto agli altri mezzi di informazione tradizionale. La Gazzetta dello Sport con Sinner, numero 1, re di Monte Carlo, lo vediamo qui con tanto di coppa, la fantastica rincorsa del più forte, il commento di Giorgio Specchia, e anche lo sconfitto Carlos Alcaraz, primo grande torneo conquistato sulla terra. Sono stupito da me, dice Sinner, bello cantarellino, Alcaraz sorpassato, battuto ovunque, Yannick ora fa paura. Ma come abbiamo detto anche prima c'è molto fair play tra i due. Il calcio, rimonta Inter a Como, più 9, vista scudetto, nerazzurri da 0-2 a 4-3, doppiette di Thuram e Dumfries, il Napoli frena a Parma 1-1 e il vantaggio sale ancora. Poi con la sconfitta del Milan contro l'Udinese proprio l'Inter si è riuscita a ritagliare questa fuga in avanti in campionato. Per quanto riguarda invece il ciclismo, trionfa Van Aert, Rubò vietata per Pogacar. All'interno della Gazzetta tutti i rimandi anche al ciclismo. Torniamo all'interno del piccolo, abbiamo visto la prima pagina con i titoli nazionali, ora andiamo invece a quelli locali con il tram in primo piano, il tram di Opicina che è fermo da 6 mesi, l'obiettivo è la ripartenza entro l'estate, revisione ancora in corso, fine prevista a maggio, serviranno poi collaudi, corse turistiche in bilico. Il tram di Opicina è fermo da 6 mesi esatti e difficilmente ripartirà prima dell'estate. I lavori di riparazione della funicolare e la revisione quinquennale di linea e vetture sono ancora in corso e, complici anche alcuni rallentamenti dovuti al maltempo, non si concluderanno prima del mese prossimo.
A quel punto servirà però collaudare l'intera tranvia. Nel comune di Trieste, né Trieste Trasporti si sbilanciano in date e annunci, ma considerata la mole di lavoro è verosimile che le carrozze non torneranno a sferragliare prima di giugno almeno. Questo lo riporta l'articolo che vedete in primo piano. Accanto leggiamo: le corriere verso il Carso potenziate dopo lo stop. Nell'attesa infatti del ripristino del tram c'è il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale con gli autobus. Andiamo ora invece a collegarci con l'ispettore capo della polizia locale Paolo Gurtner dalla sala operativa per il consueto punto del mattino per quanto riguarda segnalazioni e viabilità. Buongiorno. Buongiorno di Gullotto, buongiorno agli ascoltatori. Prego. Per quanto riguarda innanzitutto il servizio serale notturno, non abbiamo avuto particolari interventi di rilievo per la cronaca. Ci sono stati 2 incidenti, uno con feriti in via Marchesetti senza però fortunatamente grosse conseguenze per il ferito, era un tamponamento. Per quanto riguarda invece il secondo, un animale selvatico ha cozzato contro un veicolo in transito sulla strada dei Campi di Golf, e in questo caso solo danni appunto per il veicolo in transito. La giornata al momento ci riserva un ulteriore incidente con un capriolo in Brigata Casale all'altezza del chilometro 4 e siamo praticamente circa dove c'è il distributore di benzina. I colleghi non sono ancora arrivati sul posto, quindi non ho idea se eventualmente l'animale in centro carreggiata possa dar fastidio alla viabilità, che attualmente in centro è in ripresa, non vedo nulla di particolare. E le rive sono riaperte al parcheggio alla stazione marittima in quanto la nave se n'è andata ieri. Per quanto riguarda Galleria Carso permane la chiusura in direzione Venezia, e lunedì ho visto un'interminabile lista di località dove le varie ditte inizieranno i lavori, impossibile elencarle tutte, e quindi il mio invito è sempre quello di fare attenzione al proprio veicolo e non lasciarlo abbandonato così senza troppa semplicità, diciamo, nel senso che ci potrebbero sempre essere delle novità attorno, e quindi è bene andare a farsi un giro ogni tanto per vedere che appunto non ci siano divieti che entrano in vigore dopo 48 ore dalla posa degli stessi. Certo. Altre cose direi che non ho da riferire per oggi. Bene, grazie all'ispettore capo Paolo Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti. Grazie. Proseguiamo ancora dal piccolo con le pagine interne della cronaca locale. Ex casa di riposo Don Marzari, ora il comune tenta la vendita. L'edificio disposto su 4 piani era finito nel piano delle alienazioni del 2016. Le offerte dovranno superare il 1.600.000 euro. La struttura è chiusa da 19 anni. L'immobile di Borgo San Nazario è all'asta. Lo sbarco simbolico della Global Flottiglia per la causa di Gaza sul molo Audace. L'imbarcazione arrivata a Trieste è simbolica, non è quella che raggiungerà Gaza e che partirà invece il 18 aprile da Venezia, ma questa rappresenta un atto politico per risollevare le coscienze e per far capire che c'è bisogno di un po' di umanità. E qui c'è stata proprio la cerimonia in molo Audace ieri. Tenta il furto in negozio ma viene scoperta sotto i portici di Passo Pecorari. Ha tentato di rubare all'interno del negozio ma è stata notata dalla commessa che è intervenuta per fermarla. Ne è nata una colluttazione, ad avere la peggio è stata la stessa dipendente del franchise di Passo Pecorari, che amicissima. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sotto i portici di via Carducci e di piazza San Giovanni. La scena ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di carabinieri con in supporto la polizia locale e il 118. La ladra è stata fermata ancora all'interno del negozio e portata in caserma. Secondo quanto emerso si tratta di una donna italiana. Qui vediamo con l'intervento proprio dei carabinieri. Ieri archeostorie con la villa romana in riva al mare, ricca di mosaici, scoperta a Barcola nel 1887 durante lo scavo di un canale della fabbrica del ghiaccio. Emersero i primi ruderi di una costruzione con pavimenti preziosi. Si tratta di un edificio che appartenne probabilmente a un alto ufficiale dell'epoca, epoca tardo repubblicana di Giulio Cesare. Al lapidario Tergestino del Castello di San Giusto sono esposti 120 pannelli
con tutte le opere rinvenute. La scoperta poi la vediamo ricostruita anche qui con diverse fotografie che ci mostrano i dettagli e poi quello che poteva essere lo scorcio mare della villa affacciata proprio sul Golfo di Trieste. Andiamo a Muggia ora, il cadavere della madre in casa da 3 anni, l'ho trovata morta, non sapevo cosa fare. La figlia di Lucia Venturi indica il decesso nel novembre 2022, i vicini dicono in passato delle urla, sentivamo poi uno strano odore. Andiamo a sentire di più nel servizio che ha realizzato ieri che è andato in onda nel corso del telegiornale di Tele4, il servizio di Umberto Bosazzi. E un'altra storia di disagio, quella che arriva da Muggia. Una 57enne ex poliziotta è stata portata in caserma e denunciata dai carabinieri per occultamento di cadavere. La donna, perlomeno da 2 anni, viveva infatti con il cadavere della madre nell'abitazione di via 25 aprile al Civico 24. Le spoglie dell'anziana 84enne sono state rinvenute nella camera da letto sepolte sotto una coltre di vestiti ed un impermeabile. Le indagini, come riporta Il Piccolo, sono state avviate dalla Procura di Trieste sul posto con il PM e il medico legale. Bisognerà infatti stabilire, attraverso l'autopsia e i test tossicologici, a quando risale la morte dell'anziana. I primi rilievi cadaverici potrebbero far pensare al 2024. Gli inquirenti dovranno anche capire per quali ragioni l'ex poliziotta avesse tenuto in sostanza nascosto il corpo della madre. L'intervento dei carabinieri era stato sollecitato da una persona preoccupata perché da tempo non vedeva la donna deceduta né di lei aveva più notizie. L'appartamento, disposto su 2 piani, si è presentato alle forze dell'ordine in condizioni igienico-sanitarie devastanti, sporcizia dappertutto, cartoni di pizza, migliaia di mozziconi di sigaretta. Per entrarvi i carabinieri hanno faticato non poco, ci sono volute ore prima che la 57enne, anche lei in condizioni di estrema trascuratezza, aprisse loro la porta. Sarebbe infine emerso che senza risultato i servizi di salute mentale avrebbero tentato un approccio con la figlia, pertanto quanto accaduto presenterebbe le caratteristiche di un grave caso psichiatrico. Sempre dal Piccolo, l'ex poliziotta 10 anni fa allontanata dal servizio, il doppio appartamento in via 25 aprile a Muggia, e poi le parole di Don Andrea Destradi, parroco di Muggia: la donna ospitata in parrocchia era completamente da sola. L'arma si è rivolta a Don Destradi, grave situazione psichica e anche igienica, ha detto il parroco. Andiamo ad altro, tutto altro, dai dipinti col caffè alle lampade di libri, così Barbacan mescola fantasia e riciclo. Prima uscita dell'anno della mostra dedicata all'artigianato, oltre agli stand anche laboratori creativi, trattorni e pittura. Si parla di Barbacan Produce, una delle rassegne più particolari che ci sono a Trieste, ritratti realizzati in pochi minuti con acquerelli ma anche con vino e caffè, libri rovinati diventati lampadine o candele fatte con cera di soia. Sono alcune delle particolarità presenti tra gli stand di Barbacan Produce, la fiera mercato del design, degli artisti e degli artigiani nella sua prima uscita dell'anno. Tanti triestini e molti turisti hanno affollato la zona della manifestazione fin dall'apertura, tra la scalinata di Santa Maria Maggiore e tutta l'area attorno a Piazzetta Barbacan. Più di 80 gli espositori, giunti anche da fuori regione, per presentare i propri prodotti. Tante le collezioni di abbigliamento con tessuti naturali e cucite a mano, pezzi unici e coloratissimi, pensati soprattutto per l'arrivo della bella stagione, così come gioielli e bigiotteria. Presenti anche tante stampe, gadget per arredo della casa, libri, piccoli oggetti per decorare vari ambienti e ancora dolci, essenze, miele o integratori a base di erbe officinali. Queste un po' di racconto, come lo scrive Nicole Brusaferro, per quanto riguarda la prima rassegna dell'anno di Barbacan Produce. Andiamo invece ora a Duino Aurisina. Partono le asfaltature del campo del Socol al centro di Aurisina, il cantiere al via nelle prossime settimane. Opere da 180.000 euro nelle frazioni di Duino e Visogliano, poi altri 2 lotti da 2.200.000 euro per mettere a nuovo le strade. Si andrà a intervenire anche per collegare aree prima disabitate e ora tornate a vivere. I prossimi pacchetti dovranno sanare varie criticità sul suolo comunale. Sempre nella stessa pagina, il progetto Interreg Italia e Slovenia unite per difendere l'habitat della landa carsica, la conservazione della landa carsica passa attraverso una gestione attiva e continuativa del territorio. Questo è il messaggio emerso dalla dimostrazione pratica in campo promossa nell'ambito del progetto Interreg VA Italia-Slovenia Crash for US,
che ha riunito a San Giovanni di Duino istituzioni, tecnici e operatori proprio del Carso. San Dorligo della Valle invece rilancia il concorso dell'olio extravergine, in parallelo viene riproposto il contest dedicato ai produttori di vino. Le premiazioni si svolgeranno nell'ambito della festa della Maienca. Ancora foto e segnalazioni. Dopo il gelo i giardini finalmente in fiore, la foto del giorno in alto a sinistra, un altro fiore invece nell'altra foto in alto a destra, le forme e i colori del resiliente Giaggiolo. L'oasi invece dei quadris a Fagagna, la casa delle cicogne bianche, accanto invece i piccoli amici che cercano casa. Per andare all'inserto dell'edizione di oggi, della pubblicazione di oggi del Piccolo, il Nord-Est Economia, il primo crash test del Made in Italy, il Salone del Mobile, che si apre a Milano la prossima settimana, sarà l'occasione per verificare la risposta dei mercati internazionali dopo lo shock della guerra in Iran. Un'analisi di Adacta Advisory mostra che il settore del legno arredo del Nord-Est arriva all'appuntamento forte di ricavi per 8,6 miliardi distribuiti fra 564 imprese. Sfogliando vediamo grafici e dichiarazioni. Mobile Triveneto alla prova dei dazi, conflitti e rincari. Quello che vedete in grafica è l'andamento dal 2016 al 2024 con i risultati aggregati del Triveneto, i ricavi, l'EBIT e l'EBITDA, anche per capire se c'è stato effettivamente un guadagno. La guerra del Golfo ha reso incerto lo sviluppo a breve di un mercato ritenuto particolarmente promettente. C'è una domanda crescente di arredi di fascia alta, personalizzati, sostenibili ma anche di design. 8,6 miliardi, come abbiamo detto, sono i ricavi aggregati di 564 aziende attive nel settore in tutto il Triveneto. Monfalcone Lab del legno di faggio. L'Iscralegno lavora 60.000 metri cubi l'anno. Enrico Florian afferma una gestione non responsabile porta al degrado e all'abbandono delle foreste. Ci sono dunque anche i richiami alla sostenibilità del settore. Le sfide di Lady Amarone con l'export e l'ospitalità, i ricavi salgono a 11 milioni, con il gruppo Marilisa Allegrini che si è rafforzato tra la Valpolicella, Bolgheri e Montalcino. La società veronese che ha Zhejiang aiuta i giovani cinesi ad arrivare al diploma, lo racconta in questa pagina il cofondatore di EduLife Antonello Vedovato. E poi la via Fincantieri per gli interni di lusso. Ora siamo pronti per i mercati esteri. La Opere Interiors del gruppo triestino, nata nel 2024, realizza progetti chiavi in mano per alberghi e residenze. L'amministratore delegato di Opere Interiors, Simone Scarpa, che dice: dopo 2 anni possiamo dire di essere uno dei player riconosciuti del settore e collaboriamo con una filiera di oltre 200 fornitori. Ancora nell'inserto, la veneziana Litos vola con i restauri high-tech al lavoro in 40 cantieri. La società è tra le realtà più innovative del settore, scelte nel rapporto Simbola-Fassa-Bortolo, con qui Elvira Boglione, socia di Litos, che fa proprio nell'immagine mostra il lavoro che c'è alle spalle. Casa e arredamento, ristrutturazioni tra scelte consapevoli e imprevisti, il vademecum nell'analisi. Uscendo dall'inserto e tornando nelle pagine delle segnalazioni del Piccolo, quando capita di attraversare Piazza Unità e dare le spalle al mare del Golfo, i punti di vista ieri con questo pubblico che dava le spalle al mare per guardare verso il gazebo di Link. La festa della Pasqua ortodossa, partecipate alle celebrazioni della comunità serba e anche di quella greca con il rito e le tradizioni. Ne abbiamo tastato alcuni momenti, alcuni dettagli per quanto riguarda la Pasqua ortodossa proprio ieri nel telegiornale di Tele4, infatti ne abbiamo dato un breve accenno e approfondimento. Sentiamo.
A Trieste la domenica di Pasqua serbo-ortodossa ha un tono diverso, meno attesa, più gioia piena. Dopo la solennità della notte, il giorno della festa condivisa. Il cuore resta la chiesa di San Spiridione, dove la comunità della chiesa ortodossa serba si ritrova per la divina liturgia pasquale. I canti sono festosi, le porte dell'iconostasi restano aperte, segno visibile della resurrezione. Il passaggio è compiuto, la vita ha vinto. L'atmosfera è luminosa, quasi familiare, ci si scambia ancora il saluto Cristo è risorto, ma ora con il sorriso disteso di chi celebra non più nell'attesa ma nella certezza. Poi, fuori dalla chiesa, la festa continua. Le uova rosse benedette diventano protagoniste di un rito semplice e antico. Si battono l'una contro l'altra, tra bambini e adulti, in un gioco che è anche simbolo di rinascita. È una Pasqua che a Trieste parla più lingue, ma ha un unico tono, quello della gioia. Una tradizione che non resta chiusa nel rito, ma si allarga alla città, diventando ancora una volta segno concreto di convivenza e di identità. Ora andiamo invece in pubblicità, torneremo tra poco, riprenderemo in mano il piccolo a partire dalla pagina 2 per andare sulle notizie di attualità e della cronaca nazionale e internazionale e poi andremo chiudendo con la pagina sportiva. Tra poco. Riprendiamo la nostra rassegna stampa di questo lunedì 13 di aprile, ricordandovi nuovamente gli ospiti che saranno con noi questa mattina. Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 Riccardo Ledi, consigliere di Fratelli d'Italia in quarta circoscrizione. Riprendiamo dalla pagina 2 del piccolo, falliti colloqui tra Stati Uniti e Iran, Trump annuncia il blocco di Hormuz, i Pasdaran temono un'invasione e schierano le forze speciali lungo la costa meridionale, intrappoleremo i nemici, dicono. La delegazione guidata da Vance ha lasciato Islamabad. Putin sente il presidente iraniano Pezeshkian e si offre come mediatore durante i negoziati. Donald al match di lotta con la famiglia Miami. Sabato sera, mentre J.D. Vance annunciava da Islamabad che 21 ore di negoziati con l'Iran non avevano portato a nulla, Donald Trump era seduto in un'arena di Miami per assistere ad un incontro di lotta estrema, una delle sue passioni. Circondato da 3 dei suoi figli, Ivanka, Don Jr. e Tiffany, dal segretario di Stato Marco Rubio, dall'ex vice direttore dell'FBI Dan Bongino e dal podcaster di destra da Joe Rogan, il presidente è rimasto impassibile per circa un'ora e mezza a veder schizzare sangue e sudore dai lottatori che si picchiavano selvaggiamente. Non è chiaro se a quel punto il tycoon fosse già stato informato del fallimento dei negoziati. Ora è il momento dei volenterosi, l'Unione Europea guarda all'ONU per lo stretto, Bruxelles si prepara al piano di emergenza. Il nuovo azzardo di Donald Trump sul fronte iraniano a Bruxelles non fa che accrescere le previsioni più cupe sulla crisi energetica. Il blocco dello stretto di Hormuz, a prescindere da chi sia il fautore della chiusura, Iran o Stati Uniti, nel breve termine avrà effetti negativi sia sui canali di approvvigionamento sia sui prezzi di gas e petrolio. L'Europa, dopo lo stop ai negoziati di Islamabad, rischia così di nuovo di trovarsi in una tempesta perfetta. Da un lato il pressing e gli attacchi del presidente americano per il mancato intervento militare dei paesi del vecchio continente in Medio Oriente, dall'altro l'allontanarsi di una soluzione diplomatica che per i vertici comunitari resta invece l'unica vera strada per sbloccare in maniera stabile l'impasse sullo stretto. L'annuncio di Trump sul blocco navale è stato accolto dal gelo dei leader europei. In primo luogo, nelle cancellerie del continente vogliono vederci chiaro, dato che la prova di forza minacciata dagli Stati Uniti non è di facile attuazione ed ha implicazioni imprevedibili. In secondo luogo, Trump ha dimostrato di andare in una direzione ancora una volta contraria a quella auspicata dall'Europa, che da settimane chiede una soluzione diplomatica e l'apertura stabile dello stretto dal quale dipendono le forniture dei paesi dell'Unione Europea e non certo per gli Stati Uniti. A Bruxelles non resta quindi che guardare ancora una volta alle Nazioni Unite, dove nelle prossime ore approderà l'alto rappresentante Kaja Kallas. A New York, con la sponda di un intervento dell'ONU, l'ex primo ministro estone potrebbe ribadire la necessità di riaffermare il diritto della libera navigazione in acque internazionali, ma la mossa di Trump non fa che complicare ulteriormente ogni piano dei volenterosi.
La maratona di 21 ore è stata vana, pesano oltre 47 anni di diffidenza, sul muro dei sospetti pesano ancora il petrolio e il nucleare a causa dell'uscita degli Stati Uniti dall'intesa sull'atomica. È stato l'incontro di più alto livello tra i due paesi dalla rivoluzione del 1979. Salvini dice: se l'Europa non cambia faremo noi il patto per affrontare la crisi dei carburanti. L'Italia lo farà per conto suo. Il vice premier Matteo Salvini alza il livello dello scontro con Bruxelles, mentre il suo collega Adolfo Urso parla di rischio recessione se lo stretto di Hormuz rimarrà ancora chiuso. Il conflitto ha inquinato come 1 milione di auto, i danni in sole 2 settimane. Il conto sulla lunga distanza è tutto da fare, ma soltanto nelle prime 2 settimane la guerra tra Iran e Stati Uniti ha inquinato come 1 milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. Ancora alta tensione tra Israele e UNIFIL, mezzo italiano speronato, nessun ferito. Netanyahu visita le truppe in Libano, oggi Tajani andrà a Beirut. Prima le telecamere esterne della base messe fuori uso o distrutte, poi gli spari di avvertimento mercoledì scorso con il proiettile caduto a 1 metro di distanza. In queste ore invece 2 veicoli forse speronati dai carri armati, l'escalation del conflitto nel sud del Libano con l'avanzata delle forze di difesa israeliane torna a coinvolgere i caschi blu italiani di UNIFIL, per fortuna anche stavolta senza alcun ferito. L'ultimo episodio arriva alla vigilia della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani a Beirut. In 2 diversi episodi soldati dell'IDF su un carro armato Merkava sono entrati in contatto con i veicoli italiani della forza ONU, un Lince e un autocarro logistico, dopo aver bloccato una strada a Bayada, sud-ovest del paese, che viene generalmente utilizzata per accedere alle posizioni dell'UNIFIL. In entrambe le occasioni il convoglio dei soldati italiani stava avanzando quando i militari israeliani si sarebbero interposti con i propri mezzi corazzati. In un caso, secondo UNIFIL, sarebbero stati causati danni significativi proprio al mezzo italiano. Dall'Iran fino all'Africa, così l'effetto della guerra si abbatte sul sud del mondo. La riflessione di Don Dante Carraro chiude la 3 giorni di dibattiti sui grandi temi dell'attualità. Dal contesto geopolitico alle nuove generazioni, tanti gli incontri sold out. Boris Johnson è stato l'ospite di punta del Link Media Festival. Se saremo rose fioriremo, le proteste serbe, il sentimento giovanile, il panel tutti in piazza. Tra like e dipendenza i meccanismi dei social condizionano i giovani, gli adulti devono esserci. Il punto delle fact checker David Puente e Irene Boni di Fondazione Unhate sulle piattaforme e anche l'opportunità di imparare, ma serve una guida. Ci sono molti rischi, ma anche opportunità. Turismo, un'industria da trasformare in valore collettivo, il focus sul settore in un altro degli approfondimenti di Link. Andiamo invece ora al caso del pilone abbattuto a Tolmezzo. Traliccio di Terna sabotato in carne, intelligence in campo per le indagini. I racconti dei residenti dopo l'atto che ha bloccato l'oleodotto, lavori di ripristino, gli elicotteri sono stati per giorni in zona. L'infrastruttura si trova in una zona boschiva che si raggiunge dopo un percorso di mezz'ora a piedi. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi per ora è esclusa, dal vandalismo all'azione più strutturata e mirata. Andiamo a sentire di più nel servizio che è andato anche questo in onda ieri nel nostro telegiornale. Un servizio del TG1 ha mostrato le immagini del danneggiamento del traliccio della Terna lungo la linea elettrica Tolmezzo-Paluzza, immagini che sembrano supportare l'ipotesi che si tratti di un'operazione progettata con estrema cura, tanto da far pensare davvero all'ipotesi dell'attentato. Sul caso oggi è intervenuto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, il quale non ha nascosto la propria preoccupazione. Sono convinto che con quello che succede nel mondo avremo degli atti nei prossimi anni molto brutti. Mi ricordo l'aereo contro le Twin Towers, tanto per parlarci chiaro. Aspettiamo gli esiti dell'inchiesta per vedere cosa è successo veramente. Ci saranno sicuramente degli atti terroristici nel mondo, questo potrebbe essere l'inizio di uno di quelli, perché purtroppo con queste guerre che stanno succedendo
anche fra due religioni, insomma, no? L'islamica, insomma è una situazione molto preoccupante. Pesa ancora a Trieste logicamente il ricordo di quanto accaduto all'oleodotto triestino nel lontano 1972, ma la vicenda assume contorni quantomeno inquietanti anche considerando che fra l'altro come 54 anni fa il tutto avviene in un momento storico caratterizzato da una possibile crisi energetica. Il caso è finito sul tavolo della direzione antimafia di Trieste che ha affidato le indagini ai ROS dei carabinieri. Di ufficiale al momento c'è il comunicato emesso da Terna dove si ammette che lo scorso 25 marzo era stato riscontrato un danneggiamento ad opera di ignoti ad un sostegno della linea elettrica Tolmezzo-Paluzza, che non avrebbe comportato danni a persone o a cose, ma che in ogni caso ha comportato la disalimentazione dell'impianto della SIOT per tutta la durata delle attività di ripristino definitivo del traliccio, conclusesi il 29 marzo. Cosa che potrebbe giustificare, come le nostre emittenti hanno riferito ieri, la notevole presenza di petroliere nel Golfo di Trieste per scaricare il greggio necessario al rifornimento per la raffineria Miro nel sud della Germania a Karlsruhe. Tale SIOT, dal canto suo, tramite un altro comunicato, aveva negato ogni ipotesi di attentato pur confermando la disalimentazione dell'impianto ed attende di conoscere l'esito delle verifiche e al momento questa resterà l'unica comunicazione ufficiale da parte della società. Così come il sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini non ha intenzione di commentare la vicenda ma di attenersi ai comunicati di cui sopra in assenza di novità ufficiali e intanto come in una spy story che si rispetti l'intrigo continua. Leggiamo poi dal piccolo corridoio IMEC, progetto e opportunità per il porto, domani tavola rotonda all'Università di Trieste. Alle politiche vittoria storica per Maggiaro, Orban sconfitto, attizza il doppio dei seggi, affluenza da record alle elezioni, alla chiusura delle urne ha votato quasi l'80%. I dati non lasciano più spazio ai dubbi, l'ex adepto ha superato il maestro. Il profilo, la sfida dell'uomo solo al comando, ora tocca a Peter cambiare il paese. Voto nel segno di una nuova Unione Europea, scrive Valentin Lomellini. Tajani e Urso al Vinitaly, traino per l'export nella tempesta globale. Parata di ministri per l'inaugurazione della 78esima edizione in fiera a Verona. Il titolare degli esteri preoccupati del prezzo dei carburanti, no dal gas. Zoppas, esportazioni del vino da portare dagli 8 ai 10 miliardi il più presto possibile. Elly Schlein, oggi vogliono sospendere il patto di stabilità, ma l'hanno votato loro. Terre rare, deposito a Marghera, l'estate per il progetto pilota dell'Unione Europea, l'accordo tra il titolare del MIMIT, il Ministero del Made in Italy, e il presidente Stefani, presidente della regione Veneto. La grande Prosecco Doc non conosce frenate, segno più nel 2026 con la corsa delle bollicine. Dopo il successo di Milano Cortina saremo sponsor degli internazionali d'Italia di tennis a Roma. Ci sono diversi richiami da parte dei produttori. A Sandro Gini il premio Betti, enologo e titolare dell'azienda agricola Gini Viticoltori a Monteforte d'Alpone, è stato insignito ieri a Vinitaly del prestigioso premio Angelo Betti Benemeriti della viticoltura con la medaglia Can Grande. Accanto invece vediamo medaglia ai fratelli Specogna, in Friuli Venezia Giulia ha assegnato il premio Angelo Betti nel 2026 con la medaglia Can Grande ai vignaioli dei Colli Orientali Michele e Cristian Specogna, titolare di un'azienda tra le più note nella zona. Ancora cronaca in questo caso però dal piccolo, aggredito dal branco, muore davanti agli occhi del figlio, aveva invitato dei ragazzi a non lanciare delle bottiglie contro una vetrina, fermati per ora in 3, uno è minorenne del gruppo, in molti erano ubriachi. Il cognato della vittima è stato ricoverato in ospedale a causa di varie fratture. Qui in miniatura la foto dell'uomo che è deceduto in questa folle dinamica con dei ragazzi anche minorenne coinvolti che si sono scagliati per un rimprovero. Poi la caduta e l'aver battuto la testa è stata fatale per questo 47enne che è morto davanti al figlio di 11 anni. Andiamo ad altro, a Buie, una torre del vino fra turismo e tradizione.
Il Comune punta a creare un centro d'eccellenza dedicato a enologia e storia locale. L'investimento previsto si aggira sui 2 milioni di euro, caccia anche a fondi europei. L'obiettivo è quello di attrarre visitatori durante l'intero arco dell'anno. Croazia, visitatori in crescita nei primi 3 mesi, questo è il report turistico per il paese. Il nord-est vicino agli ultimi, scrive Francesco Iori nel suo articolo di commento. Avevamo già visto prima le pagine interne del piccolo, le vediamo rapidamente per arrivare poi alle pagine sportive. Tram di Opicina fermo da 6 mesi, obiettivo ripartenza entro l'estate, revisione ancora in corso, fine prevista a maggio, serviranno poi collaudi, le corse turistiche sono in bilico con il contestuale potenziamento delle corse degli autobus nella tratta che copre proprio il tram, quindi Trieste-Opicina. Ex casa di riposo Don Marzari, il comune tenta la vendita, la struttura era già nel piano di alienazione del 2016, lo sbarco simbolico della Global Flottiglia per la causa di Gaza sul molo Audace, poi il tentato furto in un negozio in pieno centro, viene scoperta e fermata dai carabinieri una donna. Quella villa romana in riva al mare ricca di mosaici, scoperta a Barcola, qui le ricostruzioni di come poteva essere la villa romana e poi cosa vi è stato trovato all'interno, la ricostruzione poi in questo articolo con un po' di storia dietro a questa scoperta. Il giallo di Muggia, il cadavere della madre in casa da 3 anni, l'ho trovata morta, non sapevo che fare, così ha detto la donna, figlia di Lucia Venturini, che indica il decesso attorno a novembre del 2022. Ex poliziotta 10 anni fa allontanata dal servizio, la donna ospitata in parrocchia era completamente da sola, ha detto Don Andrea Destradi, parroco di Muggia. Pagina invece dedicata agli eventi, questo racchiude, il Barbacan produce la prima edizione di quest'anno con diverse creazioni artigianali, molta gente fra residenti e turisti che hanno affollato le zone del mercatino nell'area dell'Arco di Riccardo. Partono le asfaltature invece del Campo del Socolo al centro di Aurisina, Italia e Slovenia unite per difendere l'habitat della Landa Carsica in un progetto Interreg, e a San Doligo della Valle che il comune rilancia il concorso dell'olio extravergine. L'oasi dei Quadris a Fagagna, la casa delle cicogne bianche, viene qui scritto un articolo da Nicole Kerbancic sulla pagina dedicata agli animali. Andiamo, come detto, alle pagine sportive. Gran lezione a Udine, senza Sissoko e sotto di 14 in avvio di derby. Trieste reagisce con intensità al Carnera, trionfo collettivo che vale l'unplane stagionale contro i friulani, andata e ritorno di fatti nel segno dei biancorossi. Vediamo di più nel servizio. La pallacanestro Trieste sbanca il Carnera con un perentorio 70-89, vincendo anche il derby di ritorno e incassando un successo chiave per il piazzamento playoff, sesto posto mantenuto in vista del trittico da incubo con Brescia, Bologna e Milano. Un'affermazione di squadra frutto di una difesa cresciuta minuto dopo un primo quarto sottotono, di fatto l'unico neo del match. Una prestazione segnata non solo dalla buona vena dall'arco, ma soprattutto dalla capacità di condividere palla e cercare l'uomo libero in attacco. I 25 assist finali ne sono la riprova. La cronaca impone di spiegare come nel match di rientro del co-capitano Brown, Sissoko rimane in tribuna per il turnover fra i 7 stranieri in rosa. L'Apu di Vertemati parte forte esattamente come da piano partita, sfruttando l'effervescenza al tiro pesante di Alibegovic e Criston. Le triple ignoranti dei 2 leader tecnici dei bianconeri fruttano il primo parziale sul 9-2 e il secondo molto più largo sul 27-13, più 14 che rappresenta il massimo vantaggio casalingo della partita. Ci vuole Miki Ruzier per innescare la reazione. Gli 8 punti in fila del play triestino con 2 triple al bacio scuotono i biancorossi. Le giocate del Ruz accendono il cannoniere Ramsey che mette pure in ritmo l'australiano Bannan, sempre solido sotto le planche. Il primo vantaggio sul 32-31 arriva però con una bomba di Brown che pur non al 100%
100%, fa capire a chiunque si intenda minimamente di pallacanestro come la sua sola presenza difensiva possa cambiare le partite. Con un parziale di quarto di 14-25 si va negli spogliatoi con i giuliani in testa sul 41-44. Nella ripresa, molto semplicemente, Trieste vola. Tutto nasce dall'ottima difesa impostata da coach Taccetti e il suo staff, raddoppi su Criston, cambi sistematici che mandano spesso in palla l'Apu e aggressività costante su ogni possesso. I friulani non segnano per 4 minuti di fila e con la tripla di Jutov si tocca il massimo vantaggio temporaneo sul più 13. Il pubblico di casa spinge Udine alla reazione, ma le triple di Ramsey e Ruzier impediscono ai locali di fare di più del 56-64 al 30°. Nell'ultimo quarto la marcia biancorossa passa in versione overdrive. Alla vena offensiva di Ramsey, che chiuderà con un ventello, si somma la solidità di Candussi, gli assist smazzati da Ross, 6 alla fine, e l'ormai certezza di contributo di De Angeli. La tripla del capitano del più 16 a 7 minuti dalla fine chiude di fatto la partita. Un match che Trieste si trova paradossalmente non a giocare, ma a gestire da qui alla fine. I 5 uomini in doppia cifra, più Brown a quota 8 e il 41% al tiro pesante, 2 cifre che vale la pena di citare. Così come vale la pena di ribadire l'inadeguatezza di un impianto del genere, nonché delle indicazioni della Lega Basket e delle scelte della questura in occasione del derby di ritorno del Friuli Venezia Giulia. 84 biglietti agli ospiti e un'atmosfera alla camomilla non rappresentano un problema solo per la partita in sé, ma per il futuro della pallacanestro italiana. Finiremo anche noi a mangiare hot dog e a fregarcene altamente del risultato sportivo? Noi speriamo davvero di no. E di tutto ciò che riguarda lo sport, il basket, il calcio, la corsa e altro ancora, questa sera al Caffè dello Sport, vi anticipo già gli ospiti, saranno con Marco Stabile e Riccardo Allegretti, Sandro De Paul, entrambi grandissimi, ex di Triestina e Pallacanestro Trieste, Josh Bannan, la nuova ala forte australiana della Pallacanestro Trieste, poi giornalista Roberto Urizio di City Sport, questa sera alle 21 con il Caffè dello Sport. Torniamo al piccolo, traguardo playoff ormai in tasca, duello con Reggio per il 6° posto. Vediamo infatti anche dalla classifica la squadra giuliana che si trova a 26 punti, dietro a Tortona, davanti a Reggiana e Varese, comanda la classifica la Germani Brescia a 38 punti, seguono Virtus Bologna, Olimpia Milano che ha gli stessi punti della Reyer Venezia, poi Tortona, Trieste, Reggiana, Varese, Trento, Vanoli, Cremona, Udine, Napoli, Cantù, ultime Dinamo Sassari e NutriBullet Treviso. Prossimo turno il 19 di aprile, domenica, alla Palla Trieste, la squadra biancorossa contro la Germani Brescia alle ore 18 in una sfida contro la capolista che sarà sicuramente molto molto impegnativa. Ancora basket, il pensiero va alla nostra gente, così è più bello, le parole di coach Taccetti che dedica alla tifoseria triestina la vittoria contro i friulani della squadra di Udine. La festa dei tifosi e la squadra attesa e abbracciata al suo ritorno. Qui vediamo infatti Ruzier e altri giocatori con l'abbraccio del pubblico una volta ritornati a Trieste dopo la vittoria contro Udine. Il denaro è arrivato alla Triestina, invece finanziata dai proprietari del club per adempiere ai pagamenti del 16 aprile per la ristrutturazione del debito. La Triestina sul campo continua a sorprendere, il successo sulla Gian Erminio è solo l'ultima gara di una sequenza di buone partite, risultati positivi e belle soddisfazioni che soprattutto dopo la retrocessione matematica era difficile immaginarsi. E invece, dopo il prestigioso pareggio di Brescia, andato persino un po' stretto, e l'immeritata sconfitta con la Dolomiti, sono arrivati 4 risultati positivi di fila, 2 vittorie e 2 pareggi con successi sfumati all'ultimo secondo. Unione d'applausi, insomma, e solo lodi a chi indossa e onora sempre la maglia alabardata e allo staff. Ma per fortuna ci sono sorprese positive anche fuori dal campo, ovvero sul fronte societario. Certo, non bisognerebbe parlare di sorpresa positiva parlando di puntualità nei pagamenti, che dovrebbe essere l'assoluta normalità, ma è evidente che dopo quanto ha passato la Triestina negli ultimi tempi e con 24 punti di penalizzazione sul groppone, proprio a causa di inadempienze finanziarie, una continuità nei pagamenti sembra davvero una boccata d'aria fresca. Sotto questo aspetto
La nuova gestione continua a dare forti segnali positivi. Come noto, il 16 aprile c'è un'importante scadenza federale, perché entro quei termini dovranno essere saldati stipendi, tasse e contributi delle mensilità di gennaio e febbraio per quanto riguarda i tesserati. Ebbene, già venerdì scorso è stato versato dai soci nelle casse della società, attraverso un bonifico, l'ingente somma necessaria ai pagamenti. Pertanto anche stavolta, come è accaduto nelle ultime occasioni, le scadenze possono venire onorate in anticipo. L'analisi di Mister Marino lasceremo con dignità e orgoglio, fagioli sempre a tutta. Ora arrivano i risultati, hanno detto l'allenatore e l'attaccante. San Luigi, KO che pesa, un rigore di Arma esalta l'Unione, la Rocca Altavilla. I vicentini si impongono con una rete dell'ex Rossolabardato. Michelutti, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, invece è arrivata una sconfitta. Vigasio, Blitz a Chioggia, Obermais pareggio contro il Cerlis Muzzane fra le altre partite della Serie D. Noi dobbiamo fermarci però per andare in pubblicità. Tra poco con noi sarà il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati. Le altre pagine sportive magari le sfoglieremo nel corso della conversazione con i nostri ospiti. A tra poco. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico. Vi presento quest'oggi il conduttore Bernardo Gulotta. Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ingresso fuori dal normale con Luca Salvati che si è autopresentato questa mattina, l'avevamo anticipato, il nostro ospite di oggi. Buongiorno Salvati. Buongiorno a tutti. Voleva iniziare la settimana in maniera frizzante, insomma. Sì. Dai. Ogni tanto, come dire, anche se i tempi sappiamo che sono quelli che sono, ogni tanto secondo me riuscire a dare quel pizzico, se si riesce, di leggerezza, che però non deve essere mai superficialità. Bene. Come va Salvati? Bene, dai, abbastanza bene, siamo all'opera, posso dire che lo siamo stati, almeno abbiamo cercato di esserlo più o meno per tutto il mandato. Credo che molte cose di quelle che abbiamo avanzato, ahimè, sappiamo e lo ripetiamo, ci sono più di 150 mozioni all'ordine del giorno che non verranno mai trattate, e non a causa nostra, ma perché ogni volta i consigli comunali, dopo 2 o 3 ore al massimo di lavoro, il centrodestra decide di sospendere, perché per loro già 2 o 3 ore di lavoro sono eccessive, e quindi non riusciamo mai a discutere le mozioni presentate gran parte dall'opposizione, che riguardano, questo è il vero tema, che quindi non è un dar voce solo all'opposizione, ma un dar voce soprattutto ai cittadini, con richieste che il più delle volte provengono da loro, anche perché a mio avviso i rappresentanti politici a questo sono chiamati, ovvero a rappresentare le istanze delle persone. C'è già una mail che chiede questo: cosa ne pensa Salvati della vittoria del centrodestra in Ungheria? Beh, allora, noi sappiamo che, guardi, sta succedendo un po' di tutto sui social, che ormai stanno diventando a tutti gli effetti quasi non dico l'unico, ma il canale da dove attingere, dove molte persone, molti di noi attingono le informazioni. Beh, io considero che la vittoria del centrodestra, di un centrodestra che sicuramente è vicino a Orban, però è un centrodestra che potremmo dire filo-europeista, non è sicuramente più il centrodestra di Orban, anzi la destra di Orban, pardon. Quello che mi sento di dire, stamattina ho una battuta, ho postato come mia storia di WhatsApp la foto di Salvini che abbracciava Orban per sostenerlo. Ecco, che non porta molto fortuna. Ecco, no? Sì, quindi... Come abbiamo visto in certe altre occasioni. Esatto. Quindi quello che mi sento di dire, ecco, Salvini, cerchi di stare il più possibile lontano da Trieste, così la nostra città è salva. E aggiungo questo, Trump, questo lo sappiamo che spesso gli Stati Uniti e quello che avviene da noi in Europa, ma non solo, sono figlie di quelle che sono delle scelte, delle decisioni, dei modi di pensare degli Stati Uniti. Lo è sempre stato,
Purtroppo, fortunatamente, qua io dico che questo eccessivo modello di subordinazione agli Stati Uniti, a mio avviso, dovremmo emanciparci il prima possibile, perché altrimenti l'Europa non sarà mai quell'Europa che avevano sognato i padri fondatori. Però prendiamo atto del fatto che questa modalità da parte di Trump di invasore, perché non mi vengono altri termini, non sta portando assolutamente bene, e fortunatamente alcuni frutti, tra cui appunto queste elezioni in Ungheria, si iniziano a vedere. In verità, per completare la sua battuta, Salvini dovrebbe venire a Trieste per appoggiare il candidato di centrodestra, perché se stiamo alla sua... diciamo alla scaramanzia, lui dovrebbe portare sfortuna a chi appoggia. Lei ha ragione. In teoria, no? No, lei ha ragione, dottor Gullotta. L'importante è che l'importante è che Salvini non faccia affermazioni del tipo il porto di Trieste diventerà il primo porto. In questo caso. Dopo, nell'appoggiare il candidato di centrodestra, saremo noi del Partito Democratico i primi a invitarlo. Va bene, va bene. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dispiace che quello che devo dirle non c'entra con l'argomento che state parlando, però siccome devo uscire, senta per cortesia, io ho chiamato diverse volte, mi sente? Sì. Sì, io ho chiamato diverse volte, 2 anni fa, qualche mese fa. Per cortesia, perché non fate lavare quei benedetti sedili dove ci si siede, dove si aspetta l'autobus? Sono in tutta la città, sono sporchi, non mai lavati, mai. Non dico di farli ogni giorno, ma almeno una volta al mese, perché noi anziani, mentre aspettiamo l'autobus, anche 2 minuti abbiamo bisogno di sedersi. Mi sente, signore? Assolutamente, Sì, sentiamo. assolutamente. Dopo aggiungerò una cosa, finisca. Va bene? Può Sì. fare qualcosa? Ma guardi, le rispondo in diretta se... Prego. Io la cosa che posso fare, e dopo su qua aprirò e chiuderò una parentesi in maniera molto veloce, è mandare subito, questa mattina stessa, non appena finisce la trasmissione, come sono solito fare, una mail agli uffici comunali mettendo in copia l'assessore competente, che in questo caso dovrebbe essere, a meno che non sbaglio, l'assessore Babudar. Il problema, e qua apro e chiudo velocemente, il problema è che gli uffici spesso non si riesce mai a capire fino a che punto arrivi la volontà politica o meno, non si riesce a capire, perché anche sulla trasparenza e correttezza dell'agire degli uffici dovremmo aprire più di qualche parentesi. C'è una difficoltà nel fare anche queste, mi sento di dire, queste piccole cose quotidiane di cui ha accennato la gentile telespettatrice. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? No. Allora, andiamo a vedere se sono anche altre mail. Sì, ce n'è una che dice: buongiorno, in allegato la foto delle bandiere stracciate sulla facciata della scuola materna di Torcu Kerna. Andiamo ad aprire l'allegato e vedremo le foto che ci indica il telespettatore. Andiamo, eccola qua, questa è la bandiera dell'Italia, strappata, e a fianco a quella dell'Europa un po' piegata. Ma allora, su questo cosa posso dire? Ieri sera ho messo un post, abbiamo, credo, non so se l'avete già ripreso, su quanto è avvenuto l'altra notte a Massa. Sì, ho visto, ahimè. Allora, no? Lo diciamo Ho visto così. anche il suo post. Ecco, lo diciamo così più persone lo sanno, a mio avviso meglio è. Ma a Massa l'altra sera, questa è la vicenda, c'erano questi due, c'era questo genitore di 47 anni con un bambino di 11 anni insieme a suo cognato. Erano a cena, quindi insieme ad altri amici, e stavano tornando verso casa. Hanno visto, e io sono assolutamente favorevole anzi la Costituzione lo prevede, la norma lo prevede, che quando ci si imbatte in degli accadimenti di un certo tipo come questo di questi ragazzi giovani ubriachi che lanciavano delle bottiglie contro i negozi della città, la norma prevede che bisognerebbe intervenire o chiamando le forze dell'ordine o quantomeno invitando il proprio concittadino a smettere. È la norma, perché se non lo si fa è comunque omissione. Bene. Quindi questo padre ha invitato gentilmente questi ragazzi, almeno così viene detto, dopo i toni non lo sapremo mai, non eravamo là, ha invitato questi ragazzi a smettere. Da questo questi ragazzi ubriachi, ma questo non lo giustifica, lo hanno assalito
è cascato per terra, ha battuto la testa ed è morto. Adesso ritorno sulle bandiere, ma adesso non sappiamo le bandiere di cui la signora fa riferimento nella mail, da chi siano state stracciate, ma se questo è l'andazzo culturale della nostra società, io dico bisogna intervenire quanto prima. E apro una vicenda personale che devo dire ormai è da diversi anni che faccio politica, però mi ha particolarmente emozionato. Alcune settimane fa io e l'assessore De Blasio siamo stati, che ringrazio, siamo stati invitati da una classe della quarta elementare della scuola Don Milani, che hanno voluto, i bambini ovviamente dagli insegnanti che hanno preparato il tutto, hanno voluto presentarci il progetto di riqualificazione di un camminamento che dalla scuola di Altura va fino a Borgo San Sergio. Questi ragazzi sono stati splendidi, ovviamente la mia emozione è dovuta anche al fatto, come so che anche lei è padre più o meno dell'età di una creatura dell'età di mia figlia, e loro 9 anni, ci hanno mostrato quello che hanno trovato su quel percorso. Quindi ci hanno mostrato un motorino abbandonato, ci hanno mostrato carcasse di ogni genere e ci hanno chiesto a noi di mettere una segnaletica, possibilmente di andare a ripulirlo. Questo era un progetto che hanno presentato per il FAI Fondambiente italiano. Questo per dire cosa? Che noi dobbiamo assolutamente invertire la cultura partendo dalle scuole. E io ho invitato, mi sono sentito dire ragazzi, sperando che non avvenga quanto accaduto a Massa, quando vedete, perché quelle cose là, quelle carcasse abbandonate, siamo stati noi adulti, non siete stati sicuramente voi. Certo. Quando vedete qualcuno che anche quando camminate butta qualcosa per strada, segnalatelo ovviamente con il giusto, o segnalatelo ai vostri genitori in modo perché su questa cosa dobbiamo intervenire quanto prima. E torno, il disagio giovanile oggi sta diventando secondo me la piega più triste, la piega più triste della nostra società. Vero, sono d'accordo. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono in linea? Sì, prego. Allora, volevo dire, riguardo la signora che ha telefonato prima per i sedili alle fermate del bus, io sono diversamente giovane, diversamente abile e prima di sedermi pubblico un fazzolettino di carta, perché l'ha detto la signora che sono sporchi, ma insomma, certo non sono puliti, ma io col fazzolettino di carta pulisco e poi mi siedo. Non è che ci vuole una... Lei fa bene, ma se lo sporco è così importante che con un fazzolettino... Io ho sempre la bottiglietta anche dell'acqua, quindi con 2 fazzolettini. Eccellente. Magari sarà la mia mania, però sa, se sono tutta pulita, fate la doccia e indossato vestiti puliti, mi scoccia sporcarmi, dico la verità. Comunque vi ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie signora, grazie del suo intervento. Voi, soprattutto a voi, perché io sono in carriera, in pensione sono in carriera, no? Beata lei. Grazie, ho lavorato però, sa. No, vabbè, immagino sia... Ho 80 anni, posso anche... Certo, ma infatti si goda la pensione. Lo dico col sorriso, immagino sia ampiamente meritata. Grazie signora. Grazie mille, buona giornata. Grazie, anche perché io il Gullotta non andremo mai in pensione, ma è giusto così. Il Gullotta lo vedremo Già qua. sono partito con la giornata un po' così. La sto migliorando. Il Gullotta lo terremo qua fino a 80-82 qua, in studio. No, magari in qualche altra parte, forse anche sì. Allora, vediamo se ci sono altre mail. No, però ho visto che c'è un'attività, c'è stata un'attività in queste ultime settimane molto importante sul fronte dei centri estivi. Ma vede, anche ieri ho inoltrato un comunicato, perché a volte, apro anche qua e chiudo, perché mi piace fare questi incisi, come si sarà notato anche da puntate precedenti. Secondo me il politico, chi fa attività politica, deve, ma non solo l'attività, però qua siamo oggi per questo, deve essere operativo H24. Ieri sono riuscito finalmente a ritagliarmi un momento per mandare 2 righe alle testate, perché ho appreso che Fratelli d'Italia, no, hanno dichiarato di voler chiedere dei maggiori fondi sui centri estivi. No, questa bella loro foto, tutti insieme, benissimo, che danno anche un senso di squadra, perché no? Ma io ci tengo a sottolineare, e lo sanno molto bene le mamme che hanno partecipato alle varie commissioni da me richieste,
avvenute in questi anni. Ogni anno si è effettuata almeno una commissione comunale per parlare proprio del tema dei centri estivi e ricrestate. E se oggi si è arrivato dove si è arrivati, cioè riuscire ad aver inserito una serie di criteri, credo che sia anche merito di quel lavoro fatto insieme, perché noi abbiamo portato il tema, le mamme hanno portato la voce dei genitori e ovviamente l'amministrazione comunale, anche in questo caso nella figura dell'assessore De Blasio, ha cercato di correggere quello che si poteva. Che oggi però Fratelli d'Italia, che appunto di cui l'assessore De Blasio fa parte, chieda dei maggiori fondi, cioè, è un po' assurdo, perché basta parlare con l'assessore Bertoli, che poi mi pare l'assessore Babuder in una delle ultime, mi pare fosse qua a Ring, abbia dichiarato non essere molto generoso nei suoi confronti a livello di fondi. Andiamo in città e guardi, mi stanno arrivando ogni giorno decine di segnalazioni di transenne, di marciapiedi, di strade, in situazioni. Ieri un amico, un conoscente, mi ha detto, e in quell'altra, io ho risposto, guardate, non serve pagare il biglietto del Tagadà per andare al Luna Park, basta andare in via Ginnastica, in via Rossetti, no, perché dobbiamo andare a fare cross fuori strada? Li abbiamo direttamente citati. Io credo che questo sia scandaloso, la situazione in cui si trova la città, e questo invece, mi sento di dire, era uno dei must dell'amministrazione di Piazza nei primi mandati, cioè quelli dal 2001 al 2011, perché il sindaco di Piazza con la sua giunta in quegli anni era delle cose su cui interveniva in maniera veramente efficace, tempestiva. Oggi noi mandiamo segnalazioni all'ufficio, neanche più i rattoppi dal giorno all'altro vengono fatte, viene messa la transenna per poi essere lasciate là. Io trovo che questo, quindi tornando sui centri estivi, bene che si richiedano i fondi, la mamma regione ogni anno registra degli avanzi di bilancio importanti, abbiamo chiesto due cose in particolare, e perché sempre voce dei genitori, abbiamo chiesto che si dedichi, tornando al disagio giovanile, si dedichi maggiore progettualità, maggiori risorse a quelli che sono i ragazzi in età adolescenziale, perché quella è senza ombra di dubbio l'età più critica, no? Dove si viene, noi se siamo arrivati a questa età vuol dire che l'abbiamo passata, dove ci sono le dinamiche di gruppo, dove come dire, per non essere esclusi spesso si fa un qualcosa che poi ci si rende conto sarebbe meglio non fare, e in secondo luogo di avviare nuovamente le convenzioni con le società sportive, esperimento largamente apprezzato durante il Covid, che poi però l'amministrazione per mera volontà politica non ha voluto ripristinare. C'è infatti la mail che ha inviato il 9 di aprile il gruppo provinciale dei Fratelli d'Italia, parla di una proposta alla prossima variazione di bilancio del Comune di Trieste di restituire la linea contributiva a copertura delle spese effettivamente sostenute dalle famiglie per i centri estivi per i periodi in cui quelli di competenza comunale non possono essere aperti per necessità organizzative. Quindi in pratica una linea contributiva per dare delle risorse economiche alle famiglie che pagano i centri estivi privati. Esatto. Questo giusto? Sì, allora non riusciamo, ma mi va bene. Cioè non riusciamo quindi a fare le convenzioni perché gli uffici dovrebbero, l'importante è che però le persone lo sappiano, e il problema è che non vi è certezza. Sì, ma perché se prego. No, e chiudo, io oggi devo iscrivere mio figlio al centro, lo iscrivo al centro, ho la sicurezza che poi avrò il rimborso, oggi non ce l'ho. Difatti la mia domanda è, qua c'è scritto alla prossima variazione di bilancio. Che ci sarà, quindi avremo senza entrare troppo nello specifico, avremo il consolidato che arriverà probabilmente verso fine aprile, bene, ma a quel punto nella variazione di bilancio, dove avremo gli avanzi di bilancio e quindi i fondi da cui attingere per destinare ad attività come questa, spero anche per la manutenzione di marciapiedi e strade, e non finirò mai di ripeterlo, in quell'occasione che sarà verso maggio-giugno, io a maggio-giugno mia figlia, non so lei, ma io l'avrò già scritta ai centro estivi, avrò già, anche perché i posti poi vanno in esaurimento. Ma la variazione di bilancio che è stata presentata dall'assessore Bertoli in giunta e che poi ha rilasciato come dichiarazioni anche alla nostra emittente dovrebbe attestarsi attorno ai 17, non mi ricordo. Sì, eravamo più o meno scarsi 20 milioni di euro. Ecco,
possono includere queste poste? No, queste no, perché queste sono quelle su quali bisogna attingere per attività di questo tipo, sono quelle in conto corrente. Quelle che abbiamo invece deliberato adesso non erano in conto corrente e non erano libere, quindi dobbiamo, per quello le dico che bisogna aspettare per forza la variazione che arriverà verso maggio-giugno. Mentre il Consiglio Comunale dovrebbe ritrovarsi il prossimo lunedì, il 20. Sì, prossimo lunedì 20, una bellissima data. 20 aprile credo uno dei giorni più belli dell'anno, e terremo consiglio comunale. C'è qualche motivo particolare? Sì, è il mio genialitrico. Va bene, non e quindi no. Okay. In quella fase avremo delle delibere tra non al 20 ma alla fine di aprile andremo a decidere, appunto, andare a deliberare su quello che è il bilancio consolidato, quindi il consuntivo per intenderci, quindi qual è la fotografia del 2025, esatto. 26. E quindi il 20 probabilmente avremo la delibera sul bilancio partecipativo e altre delibere di tipo tecnico, non dovrebbe essere un consiglio così pesante, e abbiamo anche la discussione, che non abbiamo avuto nell'ultimo Consiglio, degli ordini del giorno collegati alla variazione di bilancio di cui faceva lei prima riferimento. Noi abbiamo presentato, anche io personalmente, diversi ordini del giorno che vanno proprio nella direzione di chiedere la manutenzione del verde, la manutenzione di strade e marciapiedi, di far sì che in alcuni rioni, e penso ad Altura, in alcune periferie, vengano date quell'attenzione che francamente sino ad oggi, andando a risolvere, e siamo andati in maniera dettagliata ad elencare quelle che sono le problematiche di questi rioni. Auspichiamo che almeno gli ordini del giorno, che sono un indirizzo, perché rispetto agli emendamenti non hanno delle poste a bilancio, quindi di prelievo, ok? Quindi non sono vincolanti e così forti come gli emendamenti, ma quantomeno quindi che come linee di indirizzo ci vengono accettate, perché ultimamente, francamente, viene cassato tutto. Il bilancio partecipato, che è la proposta di Adesso Trieste. Il bilancio partecipato, può trovare una sua... Il bilancio partecipato può trovare, secondo me, un suo senso nel momento in cui si decide di andare in un'ottica che sicuramente l'amministrazione in questi ultimi, la giunta di piazza in questi ultimi 2 mandati non ha fatto, cioè quello di lo dice la parola stessa, di far partecipare i cittadini. Non sono mai sorti così tanti comitati come negli ultimi anni. È sicuramente un esercizio di democrazia, ma il fatto che debbano sorgere dei comitati, e parlo del comitato del Tura, il comitato di San Michele, che se si ricorda abbiamo fatto un intervento anche là, il comitato di San Giacomo, il Novo Via, diciamo che è quello più altisonante, esatto. Per la caratura dell'opera, certo. Assolutamente. E sulla caratura dell'opera dopo dovremo parlare anche di 30 milioni di euro sempre bloccati. Dopo ne parliamo. Bene. Il fatto che siano sorti tutti questi comitati è a dimostrazione che non si sta ascoltando il territorio, perché se io sento la necessità di costituire un comitato, che vuol dire comunque darmi un bel da fare, vuol dire che gli amministratori, che il sindaco insieme ai suoi assessori non ci stanno considerando adeguatamente, e questo è un problema, è una cartina di tornasole senza ombra di dubbio di come questa amministrazione, quindi il bilancio partecipato va sicuramente in quest'ottica qua. Io lo trovo, a partire dal senso delle circoscrizioni, da persona che viene fuori e che è stata per 2 mandati in circoscrizione, lo trovo sensato nell'ottica in cui però si vogliono veramente valorizzare le circoscrizioni, perché è inutile che queste esprimano dei pareri che sono obbligatori su tutta una serie di iniziative, di edilizia pubblica, di progettualità che toccano per l'appunto le circoscrizioni e i territori, ma poi questi pareri non sono vincolanti e spesso poi gli uffici fanno tutto altro rispetto a quanto espresso dalle circoscrizioni. Non ha senso che le circoscrizioni abbiano 10, no, adesso non so quanto sia la posta attuale, 10-12 mila euro all'anno per fare delle iniziative, va benissimo, insieme alle associazioni, iniziative culturali, ma poi non possono intervenire sulle buche e marciapiedi. No, allora, cioè qua bisogna fare una scelta. O potenziamo le circoscrizioni o le aboliamo. Lasciarle così dice non ha senso. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. L'ospite ha detto che non ha
non c'è da parte del Consiglio disponibilità di tempo ad ascoltare tutte le proposte che vengono fatte dall'opposizione. Confermo. Perché poi il Consiglio si chiude in poco tempo, mi pare che ho capito. Confermo. Benissimo. Io mi ricordo che parecchi anni fa, quando i consiglieri erano retribuiti a gettone, tutte le consigliature, cioè tutte le sedute iniziavano circa verso le 8 di sera, 8-9 di sera, e poi sporavano la mezzanotte e finivano alle 2, 3, 4 di mattina. E così, perché c'erano molte cose da discutere, era la dichiarazione. Però sotto sotto succedeva che praticamente andando a finire in un'altra giornata il gettone diventava doppio. Quindi da un certo punto di vista c'è questo velo di poca serietà, no, nelle cose. Cioè l'impegno politico dovrebbe essere senza questo velo, e per esempio lo stesso velo io lo trovo nel discorso adesso della rimessa in campo della provincia, in cui si creano nuovamente dei posti votati, quindi come erano prima, magari con incarichi diversi, eccetera, però c'è sempre questo velo che la politica serve per dare soldi a qualcuno e soprattutto ai partiti, e non si riesce a levarlo, pur essendo persone anche di una certa dignità come il presente, però c'è sempre questo sottostrato di puzza. Grazie e buongiorno. Grazie. Mi sento di sottoscrivere. Aggiungo solo una cosa, non so se tra poco dobbiamo andare. Concluda, Mi sento di dire solo una cosa. Oggi come oggi ci sono dei consiglieri, non farò dei nomi, anzi, da adesso in poi cercherò di fare i nomi solo ed esclusivamente nel positivo, quindi di quelle persone che a mio avviso, dal mio punto di vista, che non è il punto di vista, si stanno comportando in maniera adeguata e stanno facendo veramente la politica come dovrebbe essere a servizio del bene comune. Ma ci sono dei consiglieri che non hanno mai spiccicato una parola né in consiglio né in commissioni, non hanno presentato una proposta. Cioè questo, alla fine, quando qualcuno dice la politica è lo specchio della società, è vero. È vero. È vero, perché chi di noi nel posto di lavoro non ha il collega che appena entrato magari anche d'entusiasmo, ma anche dopo lavora in maniera assidua, performante, magari gli basterebbero anche metà giornata per fare tutte le cose che altri colleghi, e non solo per una questione di che gli altri non riescono a stare con... No, perché c'è una svogliatezza, tutto quello che vogliamo. E così è in politica. Io trovo che però qua ci sia un duplice binario. E il mio invito è ai gentili telespettatori, anche contro le persone, state addosso a noi politici, guardate quello che facciamo, valutatelo, perché io capisco fino a un certo punto quando uno mi dice ho votato Tizio e Caio per simpatia. Ma tu non puoi votare Tizio e Caio per simpatia, tu lo devi votare sul suo operato, su come ha portato avanti il suo mandato, se è la prima volta che si sta candidando, quali sono a quel punto il suo programma, quello che vuole portare sempre a servizio del bene comune, che mi dispiace dirlo, io vedo sempre meno persone intenzionate in tale ottica. Dobbiamo andare in pubblicità, torneremo tra poco, magari prima anche la parentesi delle province. Ci vediamo tra qualche minuto. Bene, torniamo in diretta con Sveglia a Trieste, questa volta l'ingresso l'ho fatto io, Salvati non me ne abbia, insomma. No. Vabbè dai, glielo concedo. Grazie. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno simpaticoni, buona giornata a lei e buona giornata al consigliere. Prego. Volevo fare una domanda tecnica a lei per quanto riguarda il discorso di guardare le trasmissioni del giorno dopo, non so, tipo Ring,
c'era la possibilità di poter muovere il cursore sotto per accelerare o tornare indietro o riguardare una scena della puntata che magari uno non è riuscito a guardare in diretta. Adesso non lo si può più fare, è una questione tecnica o è una scelta della redazione? Ma su che piattaforma? Su Tele4, sulla vostra pagina, su Media Nord-Est, andando le trasmissioni tipo Ring o TG o cose del genere, ho cercato di guardare, da 2 settimane mi pare che questo succeda, ho cercato di guardare la trasmissione Ring di venerdì scorso, parte, si attiva e poi sotto c'era la barra che uno poteva scorrere col mouse andando avanti, andando indietro, e questo non lo si può più fare guardando direttamente dal PC. Non so se è un motivo tecnico oppure una disfunzione o una scelta della redazione. Io credo che abbiano tagliato i fondi a Tele4 e come prima scelta abbiano deciso di togliere questa funzione. No, in verità, guardi, io sto facendo la prova in tempo reale, possiamo vederlo. Questa è la puntata di Ring del giorno 10. In realtà io qua vedo che posso muovermi liberamente andando avanti e indietro. Ah sì? Sì. Allora probabilmente, non lo so, sarò io che non ho pagato il canone. No, noi non riceviamo no. canone. Bravo. Che si chiarisca anche questo. Hanno rimesso i fondi in questo momento. No, io guardi, a parte gli scherzi, io riesco a muovermi in libertà dal minuto 1 al minuto ultimo, insomma. Quindi allora, non so, forse c'è stato, non lo so onestamente quale poteva essere il problema. Guardi, sto proprio facendo adesso in tempo reale, mi sto muovendo adesso sono al minuto 42, dove c'erano formulari, governo, ma sto vedendo, Bernardo. Ah, ok. E adesso sono al minuto 1 ora e 10, quindi non so, onestamente, non so quale potesse essere stato il problema che aveva riscontrato. Io lo vedo tutto regolare. Se dovesse persistere ci contatti e magari troviamo una soluzione assieme. Senz'altro. Poi per il consigliere Salvati volevo fare 2 domande. La prima, cosa ne pensa riguardo al nuovo numero attivo da pochi giorni, da oggi credo, dell'1167 e lì 1166, 116, il numero della ex così chiamato regionale per la Guardia Medica, perché lì le persone, da quanto ho letto, sembra non siano formate infermieristicamente, non sono medici, sono dei centralinisti che poi smistano le telefonate agli eventuali o alla Guardia Medica o ai SORES e così via. Ciò facendo, magari una persona che chiama quel numero e loro dopo devono smistare la chiamata ai SORES o a chi altri, c'è un'ulteriore perdita di tempo. E magari l'operatore, non avendo una formazione medica diretta, infermieristica, OS o cose del genere, non ha le competenze neanche per dare informazioni. Non so come questo possa essere stato messo in funzione in questi termini qua. E poi, questa è una. E un'altra cosa riguardo i centri estivi. Ma se io devo iscrivere il mio bambino a un centro estivo, devo pagare in anticipo e poi il rimborso forse, come ho sentito prima, arriverà ad ottobre? Cioè, se ho difficoltà economiche, non ho la disponibilità economica di pagare subito, come faccio a iscriverlo? Eccolo, tutto qui. La ringrazio. Grazie a lei. Buona giornata. Buongiorno a lei. Beh, intanto ringrazio per gli spunti, perché quando sono spunti costruttivi, che non che altri no, però quando ci sono di questa tipologia che riescono anche ad arricchire, a nutrire il dibattito, a mio avviso, può essere solo che una ricchezza a favore di tutti, non solo di noi del gentile telespettatore. Prima cosa, io spero che l'intelligenza artificiale venga utilizzato non solo per fare i meme dove ci siamo io e il dottor Gullotta che balliamo sul tavolo di Tele4, ma anche magari per fare dell'altro, tra cui anche saper smistare in base a quella che è la richiesta che proviene quando si chiama questo nuovo numero, che in quel caso si riesca a far sì che l'operatore, che per fortuna è stato previsto l'operatore e non il robottino, come spesso sappiamo viene utilizzato da qualche azienda e anche, ahimè, da qualche ente pubblico, questo possa aiutare l'operatore non formato adeguatamente a smistare poi le telefonate. Spero, questo è il mio auspicio, laddove non fosse previsto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la tecnologia dovrebbe essere sempre messa, è una buona cosa, ma se utilizzata pro noi,
non che noi dobbiamo diventare sudditi della tecnologia, e a volte c'è questo rischio, laddove questo non dovesse esserci dobbiamo formare il prima possibile adeguatamente i centralinisti, perché non è responsabilità loro se non viene fatta una formazione di questo tipo. Sui centri estivi io credo che abbia anche già risposto, perché io avevo detto la mia proposta stava nel riavviare le convenzioni con i centri privati, perché tu non devi anticipare, cioè nel senso li vai sì ad anticipare, ma con le rette che non sono assolutamente i 200-250 euro a settimana del centro privato, ma rimangono a essere le rette dei ricrestati, come se tu mandassi tuo figlio in un ricreatorio statale comunale. Ecco, per questo io credo che la mia proposta su questo era, e la ripeterò assolutamente in variazione di bilancio, che mette sicuramente le famiglie in una situazione di maggior agio e non in difficoltà, come secondo me rischia a questo punto, perché uno non sa se avrà il rimborso o meno. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono il signor Mario. Prego. Io vorrei suggerire una cosa semplice per i migranti. Ognuno, quelli che sono favorevoli ai migranti, se ne prende uno a casa e prende i soldi dal comune, dalla regione, i 15, quanti soldi, 30-40 euro che deve prendere. E così risolviamo il mio problema di dove metterli. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, prego Salvati. Come rispondo? Che io non, essendo benissimo nelle lingue, avrei delle grosse difficoltà a interfacciarmi col migrante che avrei a casa. Adesso capisco la provocazione, perché di questo alla fine si tratta. Di quello si tratta, sì. Esatto. Io ripeterò una cosa e non finirò mai di dirla. Assumendo anche la responsabilità come centrosinistra, è stata fatta accoglienza e continua a essere fatta accoglienza. Vorrei ricordare che non sono assolutamente diminuito il numero degli arrivi, anzi, quindi gran parte di quelli che sono stati gli slogan che la Meloni, ma non solo, nonostante siano stati messi 60 agenti di polizia sulla frontiera, al posto quindi quelli che i dipendenti delle polizie di Stato che vediamo quando passiamo per andare in Slovenia a far benzina o per andare a farci la domenica fuori porta, sono stati aumentati al posto di destinare invece queste unità nel centro città. Okay? Dove sappiamo che la situazione a livello di sicurezza non è delle migliori, anzi continua a peggiorare. Quindi è stata fatta accoglienza e continua a non essere fatta integrazione, che è una cosa completamente diversa. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, sono Diego. Prego. Allora, per l'ospite Salvati, io che ritengo persona seria, vedo che si interessa in maniera molto precisa ai diversi problemi che riguardano la città, e vorrei si facesse portavoce, magari con un'interrogazione, credo che l'assessore competente sia proprio Babuder, sullo stato dei lavori della Baia di Grignano. Baia di Grignano che si sta riqualificando con dei fondi regionali, ma il progetto credo sia proprio del comune. Allora, la parte lato a mare verso il Grignano 1, verso il bagno, purtroppo è ormai un deserto, nel senso che sono stati tagliati quei pini marittimi decennali, diciamo, e sono stati piantati 4 arbusti che forse ricresceranno tra 10 anni. Io volevo pregarlo di attivarsi per avere finalmente una risposta definitiva sul salvataggio di altri 12 pini marittimi lato Miramare, dove si sta costruendo l'ascensore che porterà poi al castello. Ciliegina sulla torta, se qualcuno va a vedere il cartello lavori con il rendering del parcheggio, si vedrà che questo rendering ha la foto sostanzialmente con i pini marittimi presenti anche dall'altro lato, quelli che sono stati abbattuti. Quindi veramente io vorrei avere una risposta da parte del Comune sul salvataggio, e sicuramente ci sono le modalità tecniche edilizie per farlo, per salvare questi splendidi pini marittimi che contraddistinguono proprio la Baia di Grignano. E su questo vorrei avere una risposta precisa. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
Grazie Altrettanto Diego, a lei. buona giornata. Ecco Spero- qua, questa è la zona. Spero di poter poi, come quella volta con il gentile telespettatore del Ponte di Campanelle, che qualcosa abbiamo fatto, e già preannuncio che probabilmente mercoledì mattina faremo una conferenza stampa Lì? sul luogo, perché ho chiesto la richiesta di convocazione della commissione, il quale devo dire ringrazio il presidente della commissione Giorgi, che mi ha fatto sapere che si sta aspettando la disponibilità della regione da settimane. Quindi faremo una conferenza stampa per denunciare questo immobilismo, quindi nella stessa maniera spero di riuscire a recuperare il numero del gentile telespettatore che ci ha sentito poco fa, e sarà mio dovere, oltre che mio compito, andare a presentare un'interrogazione a tal proposito. Sulla baia di Grignano avevo già presentato diverse interrogazioni che, mi viene da dire ovviamente, ma non dovrebbe essere ovviamente, non hanno trovato alcun riscontro, tra cui anche, come ben sappiamo, c'è un sentiero con i 2 porticcioli che sono in stato dissestato, quindi le problematiche in quell'area sono diverse. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno lei a Salvati. Buongiorno. Allora, io sto ascoltando e mi sono arrabbiata, ma arrabbiata tanto perché io non riesco a capire. Allora, Babuder, che cosa deve fare Babuder ancora? Deve pulire le panche delle fermate degli autobus, non sembra che Babuder ha abbandonato il suo lavoro per fare l'assessore, l'ha abbandonato e si sta interessando tantissimo della città, tanto quanto non era stato fatto negli ultimi anni. Non dimentichiamo le mareggiate che si è dato da fare anche lì, a Grignano è responsabile la regione e io non so che cosa deve fare Babuder ancora. Comunque volevo dire a Salvati che le bandiere stracciate non sono solo in Tor Cuccherda, sono dappertutto a Trieste. Sa perché, Salvati? Perché a Trieste c'è la Bora e vengono cambiate pochissimo anche su tutti gli edifici comunali e anche, mettiamo anche regionali, anche lì in via San Francesco dove ci sono le bandiere sono stracciate, sulle scuole sono stracciate, sui confini sono stracciate, perciò penso proprio che non c'entrano i ragazzini che si arrampicano su per i pali o sulle finestre a stracciare le bandiere. E comunque viva Babuder e avanti così, perché nessuno, non so se si rende conto che non ci sono neanche parcheggi. La piazza Sant'Antonio adesso verrà fatta proprio dentro dove ci sono dove vendono la verdura, verranno spostati. Mi sembra che Babuder si sia da fare tanto, ma tanto quanto non ha fatto fino adesso, non hanno fatto tutti gli assessori preposti. Grazie. Grazie Nivea. No, ma guardi, io forse, ripeto, sono le competenze che stanno in capo all'assessore Babuder, che sono delle deleghe pesanti, e torno a dire che lui ha fatto sottintendere in quell'intervento che aveva fatto a Ring che oggi non gli vengono dati gli adeguati fondi per mettere mano a tutto quello che lui vorrebbe mettere mano. La mia non è stata un'accusa, il mio è stato un riprendere le sue parole. Che poi l'assessore Babuder si stia impegnando, si stia dando da fare come pochi altri assessori stanno facendo in questo mandato, anche nel mandato precedente, su questo non ci piove. Ovvio che non basta se non hai le necessarie risorse a disposizione. Poi non entro in altri dettagli invece sulla modalità sul quale secondo me l'assessore si è approcciato con alcune associazioni o comunque con alcuni enti, ma quello fa parte del carattere che io non ho minimamente apprezzato, però sull'impegno devo dire che è uno, anzi si ricorda che poco fa ho detto, dico magari i nomi di chi è uno dei pochi che si sta dando da fare come dovrebbe lasciare fare. Per una cosa, occhio, il fatto che abbia lasciato il suo lavoro e si sia messo in aspettativa, occhio signori, stiamo parlando di un assessore con delle deleghe importanti nel comune di Trieste, dovrebbe essere scontato questo. Se altri non lo fanno è il problema. Altra telefonata, buongiorno. Sì, dottor Gugliotta, sono sempre Oscar. Buongiorno, chiedo scusa per la chiamata. Riguardo al discorso YouTube,
per la produzione avanti e indietro, spostare il cursore, ho guardato sul computer come ha provato lei, funziona, e difatti ho acceso il computer e si riesce ad andare avanti e ad andare indietro. Nella piattaforma televisiva che ogni TV adesso di quelli digitali ha, può entrare in internet, invece lì è lì che non funziona, proprio sulla piattaforma televisiva guardando Ring o guardando Tele4, non funziona il discorso andare avanti oppure ritornare indietro. Va bene. Non so se mi sono spiegato. Sì, ho capito. L'importante è che magari con il rimando alla piattaforma di YouTube si possa arrivare al risultato. Sì, io posso guardare attraverso il telefono, lo mando sul TV e il problema è risolto per quanto riguarda, ma non tutti riescono magari a fare questo, non sono capaci, e di conseguenza la piattaforma televisiva, come tutti i TV moderni oggigiorno ce l'hanno, non permette di andare né avanti né indietro come si fa con il computer, come ha fatto lei e come sto facendo anch'io da casa. Chiaro. Grazie a lei, grazie. Buongiorno. Ci scrive anche Claudio Visintin: ieri c'è stata una mia segnalazione sul piccolo per la sicurezza stradale, tema che dovrebbe interessare tutti. Pensi che potrei fare un intervento in aula del mio consiglio comunale? La domanda è a Salvati, grazie per un suo cortese aiuto, lo dobbiamo in memoria al nostro figlio Maurizio, giustamente. Perché no? Giustamente. Mi parla già come se fosse campagna elettorale. Ma guardi, io dico che secondo me la risposta che spesso mi viene data a questa riflessione, domanda è Salvati, sembra che sei in campagna elettorale. Secondo me, se ci si dà da fare, e torno a dire ci sono dei politici anche dall'altra parte che si danno da fare, è come essere in campagna elettorale. Cosa vuol dire? Che ogni giorno tu sai che la tua giornata deve essere dedicata a prenderti cura delle istanze assolutamente dei cittadini. Come la vede la situazione della sua coalizione? Perché ormai si parla di futuro in comune, la ricerca di un candidato, ovviamente il Partito Democratico all'interno di tutto questo gruppo di realtà è quella che, numeri alla mano, ha il consenso maggiore, o almeno lo ha avuto nelle ultime elezioni. In mezzo ci sono la lista Russo, adesso Trieste, si è avvicinata anche Azione, c'è Alleanza Verdi e Sinistra, c'è il Movimento 5 Stelle, insomma una coalizione di centrosinistra che si sta compattando in vista del prossimo anno. Candidato? Guardi, io mi sento di dire questo da quarantenne, perché alla fine questo sono, e non sono l'unico nel Partito Democratico di questa generazione. Avevo avuto modo anche di rilasciare un'intervista sulla nostra testata locale, che ha sviluppato una sua professione, una sua professionalità, e che ha iniziato a fare politica e cerca di continuare a farla stando nelle periferie. Mi sento di dire che auspico che il candidato sindaco sia persona che ami la città, che abbia avuto la possibilità di dimostrare questo suo amore per la città e che quindi voglia mettere a disposizione del bene comune della nostra Trieste quelle che sono le sue competenze e le sue capacità. Io sul Partito Democratico, non è la prima volta che lo dico, mi sento di dire che a partire dal livello nazionale e locale, attraverso i propri rappresentanti, noi non siamo stati negli ultimi decenni assolutamente all'altezza di incarnare quelle che sono le istanze delle persone che dovremmo incarnare, a partire dai lavoratori, a partire da quelle persone che si trovano in una situazione di maggior difficoltà, perché quando sei capace di prenderti cura di chi sta peggio, alla fine riesci a prenderti cura di tutti. Mi viene da dire che anche l'esito dell'ultimo referendum, se nelle periferie, e non intendo solo gli inquilini che stanno negli alloggi ATER, ma tutte le periferie, penso alla 7ª circoscrizione, ma non solo, anche alla 6ª, da dove io provengo, in alcune zone della 6ª, noi continuiamo a essere in difficoltà, nonostante la situazione sia pessima, anche in questo caso di strade, marciapiedi, altura che è completamente in stato di abbandono. Però le persone continuano, e nonostante, torno a dire, ci sia stato del centrodestra ormai da decenni a livello locale e regionale, e adesso anche nazionale, che sta governando, le persone continuano a dare la propria preferenza al centrodestra, qualche domanda dovremmo porcela. Ecco perché io credo che il Partito Democratico, attraverso i propri rappresentanti, deve assolutamente fare un cambio di marcia notevole,
dal nazionale a livello regionale e poi locale, partendo dal saper stare con credibilità in mezzo alle persone. È una cosa che assolutamente ancora non ci viene naturale, non ci viene spontanea, perché noi ci siamo allontanati. Noi oggi prendiamo la maggior parte del nostro consenso, lo abbiamo nel centro città, ma non possiamo essere quelli che rappresentano solo le persone colte e abbienti. Assolutamente no. Noi i primi a cui dovremmo rivolgerci sono i lavoratori, perché il Partito Democratico dovrebbe essere il partito dei lavoratori, sono quelle famiglie magari composte da due genitori, mamma e papà, che operai, che quindi guadagnano 1.300-1.400 euro al mese, che fanno difficoltà estrema con queste paghe, con i mutui e gli affitti che sono in aumento, ad arrivare alla fine del mese, che hanno un figlio che magari vorrebbero avere un secondo, ma oggi come oggi non ce la fanno. Ecco perché, secondo me, assolutamente, tornando alla sua domanda, per quello che sarà anche il percorso della coalizione, il Partito Democratico deve assolutamente mettere in campo i rappresentanti più autorevoli, che hanno rappresentanti che con la loro storia personale, a partire da questo, rappresentano la sinistra, il saper parlare a partire dalla gente comune, e poi anche a chi a tutti gli effetti ha degli strumenti maggiori, e quindi coloro che riescono a testimoniare la voglia, la passione, la dedizione di prendersi cura del bene comune. Posso tradurlo? Mi permette? Sì. Quindi, diciamo, allontana i nomi di Russo, di Gialuz, di quelle persone che possono essere viste come rappresentanti del mondo accademico, del mondo, diciamo... Mettiamola così, io sul mondo accademico, rispondo, ho detto non vado nei nomi, io sul mondo accademico non esiste, secondo me, non esiste. Guardi, l'unico che a mio avviso poteva essere un ottimo candidato sindaco, ma per il lavoro che aveva fatto anche all'interno del comitato Nuovo Via, poteva essere senza ombra di dubbio, ma un professore... Immaginavo volesse dire lui. Ma un professore che vive... Sa, noi non abbiamo, mi si dirà, Salvati, però a Udine... Dettoni. Sì, ma è tutta un'altra cosa Udine. È un tessuto, l'università va di pari passo con l'imprenditoria e viceversa. Qua da noi non è così. Cioè i professori universitari se ne stanno adesso, alcuni che magari hanno anche la professione, e io ho avuto dei professori di legge che erano sia professori che di avvocati, persone splendide, ma perché esercitando la loro professione capivano quello che alla fine ci andavano a insegnare, che era scritto sui libri. Io credo che oggi assolutamente un profilo da professore universitario sia da escludere. Bisogna rimettere la politica al centro e trovare, a mio avviso, personalità, profili, imprenditori, magari anche, questo sì, secondo me, un Illy della situazione oggi. Però torniamo un po' al profilo più distante dal popolo, se prendiamo l'imprenditore. Ma se un imprenditore che ha investito nella città, Illy, io credo che l'autorevolezza di Riccardo Illy provenisse anche da questo. Non metto in dubbio. Adesso gira il nome di Summer. Summer è un imprenditore che ha dimostrato, girava il nome di Zeno D'Agostino. Anche lui ha dimostrato attraverso la sua attività da manager in porto, credo che oggi sia uno dei manager più corteggiati a livello europeo. Allora questo sì, ovvio che se mi si tira fuori il nome di un imprenditore che su Trieste non ha mai, o che anzi ha fatto danni, e non farò i nomi, ma credo che qualche imprenditore, soprattutto nello sport, ultimamente c'è, che ha fatto danni, assolutamente no. Il tema sta nel volerli cercare. Noi non possiamo andare avanti cercando di garantire delle singole posizioni di rendita. Però in questo caso un profilo come quello che ha descritto lei al momento c'è? Guardi, secondo me se lo si vuole lo si deve cercare a partire da chi? Anche a partire, che non vuol dire escludere, cioè bisogna riuscire ad avere mi permette l'immagine, un certo strabismo, cioè da una parte guardare a chi in questi anni si è formato, ha fatto politica, ha dimostrato di voler bene a questa città, ma allo stesso tempo non escludere il profilo di cui vi dicevo prima, cioè nomi altisonanti, non del mondo accademico, francamente. Lo dice con molta sottolineatura. Ma no, perché, guardi, io ho studiato,
adesso non voglio fare, mi sono lavorato col 110 e lode, ero nel consiglio d'amministrazione dell'università negli anni appunto negli anni in cui studiavo, conosco i profili. Non ho nulla contro la categoria dei professori, anzi, meno male che ci sono persone e anche miei amici che vogliono fare quella strada là, ma per fare il sindaco, a mio avviso, devi avere tutto un altro approccio, devi avere un approccio pratico, devi avere la volontà e la capacità di mettere mano alla macchina della pubblica amministrazione, che oggi francamente alcuni dirigenti, una delle prime cose da fare appena arrivati alcuni dirigenti è mandarli assolutamente via spostandoli verso altri enti, perché spesso sono loro a detenere gran parte del potere e a bloccare tutta una serie di cose. Lei crede che il suo partito è d'accordo con questa linea? Non lo so se il mio partito è d'accordo, la mia ovviamente, ci tengo a precisare, è assolutamente una posizione personale, che però, devo dire, sento largamente condivisa da molte persone. Io mi sento di dire che abbiamo perso, e non è un caso, abbiamo perso diverse volte contro il sindaco di Piazza. Abbiamo perso perché lui è riuscito, secondo me, in questi 2 mandati assolutamente no, ed è stato rieletto soprattutto in virtù di quello che era il suo buon nome dei primi 2 mandati, però lui è riuscito nei primi 2 mandati dal 2001 al 2011 ad incarnare quel senso di tristinità, quel senso pratico, e a noi questo aspetto qua, noi del centro-sinistra, non possiamo assolutamente sottovalutarlo, dobbiamo essere capaci di far sognare, che è una cosa difficilissima, far passare il senso della visione, il senso della speranza che sta in noi solitamente, forza progressista, riformista, ma allo stesso tempo quindi far vedere come il porto, perché alla fine ci sarà una partita importantissima che è quella del porto nel prossimo mandato, oltre a quella della cabinovia che vedrà, le dico una cosa, che alla fine quei 30 milioni di euro di cui le ho accennato prima e lei mi fa, vero, sì, ne parleremo, vabbè, ma poi di quei 30 milioni di euro non verranno toccati fino alla fine del mandato e rimarranno là congelati e quindi non si potranno fare tutta una serie di opere. Okay? Quindi nel dubbio rimarranno là, ma ci sono tutta una serie di partite che la prossima amministrazione, non solo il candidato sindaco, lui sicuramente in primis, dovrà andare a sbloccare e far sì che Trieste, da questo punto di vista, non rimanga la piccola, il rischio di oggi è questo, che rimanga con queste potenzialità la piccola provincetta. No, noi dobbiamo riuscire ad aprire, questo lo può fare solo chi ha una certa credibilità e una certa autorevolezza. Chissà se a Russo fischino le orecchie adesso. No, ma io, allora, io non ho, adesso, io credo che, allora, visto che lei io credo che Francesco Russo sia un nome assolutamente spendibile, non so se il miglior nome è il nome maggiormente vincente, su questo non me lo sento dire, però noi non possiamo avere, e dopo le aggiungo un'altra cosa, perché io, secondo me, le primarie, l'ho già detto in una trasmissione, assolutamente, io sono per le primarie ormai su tutti i livelli, a livello nazionale bisogna fare le primarie. Chi dice no, bisogna farle, perché altrimenti sono state un grossissimo momento di partecipazione. Bisogna farle per il candidato sindaco, il candidato auspicabilmente della provincia, bisogna farle per i parlamentari. Non è possibile che fino a livello regionale noi esprimiamo le preferenze e per i nostri parlamentari no. Quindi se la legge non viene cambiata, quantomeno, noi le abbiamo fatte fino al 2012 in stazione marittima, poi guarda un po' non le abbiamo più fatte. Stazione Roger. Anche. Anche là quando c'erano quelle più diffuse. E quello che mi sento di dire, noi non possiamo avere qualcuno che subordini, e non dico che sia il caso di Francesco Russo, ma anche di altri nomi che ho sentito, che subordini la propria candidatura al nome del candidato del centrodestra. Perché questo assolutamente non ci può fare. L'aveva detto anche un'altra volta. Sempre a Ring, io e Riccardo La Terza abbiamo detto, ma questo perché? Sì. Uno, perché è un segno di debolezza, e in secondo luogo vuol dire che allora tu non ci tieni fino in fondo alla tua città. Io la vedo così. Vabbè. Dobbiamo andare in pubblicità, io ringrazio Luca Salvati che è stato con noi questa mattina. E buona giornata e buon lavoro, ci vediamo dopo la pubblicità in compagnia di Riccardo Ledi di Fratelli d'Italia.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Riccardo Leddi, consigliere di Fratelli d'Italia in quarta circoscrizione, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo una telefonata che ci portiamo ancora dal blocco precedente, ma sentiamola, buongiorno. Buongiorno. Avrà cambiato canale, oppure cambiato idea. Leddi, zona del centro cittadino che ricade all'interno della quarta circoscrizione, ci sono diverse situazioni molto diverse fra loro, da Piazza Libertà, dove c'è in piedi un tema sicurezza ormai noto a tutti, sì, alla piazza di Sant'Antonio Ponte Rosso, dove ci sono lavori pubblici in corso, Palazzo Carciotti, c'è una mappa del centro cittadino molto variegata, no? Possiamo dire così? Assolutamente sì, la città si sta trasformando e sono sotto gli occhi di tutti i triestini, ma anche dei turisti. In particolar modo, l'hai accennato tu, la zona di Sant'Antonio e Ponte Rosso è attualmente oggetto di riqualificazione totale. L'amministrazione ha fatto via Paganini, ha fatto via Ponchielli, si prosegue con Sant'Antonio. Sono lavori lunghi, previsti il fine lavori nel 2027, anche se io praticamente posso dire che quotidianamente vado a monitorare la zona abitando proprio lì in centro e vedo che comunque i lavori procedono in maniera molto celere, perciò questo è assolutamente positivo. Sono stati spostati i gazebo dei frutta e verdura da Sant'Antonio a Ponte Rosso, una ricollocazione storica. Sì. Ponte Rosso nasce appunto con le venderigole, chiaramente non ci sono più le venderigole degli anni 60, 70, 80, ci sono Coldiretti, ci sono altre strutture, altre realtà, sì, sì. E tutta quella zona sta prendendo assolutamente un altro tipo di contesto. Non ultimo, l'hai accennato anche tu, Palazzo Carciotti era un argomento che ero venuto a parlare qualche tempo fa, appunto, sul fatto che finalmente anche Palazzo Carciotti troverà una nuova vita, è stato comprato dai Generali e verrà totalmente riqualificato, e se vogliamo dire quello era l'ultimo pezzo di Ponte Rosso, d'accordo, per completare assolutamente tutta la riqualificazione della zona. Sarà sicuramente a lavori finiti molto impattante e anche a livello turistico tuttora oggi viene comunque apprezzato nonostante ci siano i lavori. Sì, abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, guardi, io ho un problema mio, ma sembra essere di tante altre persone. Io frequento il cimitero di Sant'Anna, in fondo, dove ci sono le capotine, la parte rossa, sì. Dentro lì non funzionano le luci. Okay. E non solo da mia zia, che è da dicembre che sto lottando, andando negli uffici tutto e non hanno risolto il problema, ma ho visto che c'è 3/4 del corridoio che è senza le luci. Sono andata lì diverse volte, hanno preso nota e non risolvono il problema. In compenso mi hanno già mandato l'avviso per pagare per il 2026. Io è da dicembre che non ho la luce. Adesso vorrei sapere cosa devo fare, a chi rivolgermi. Forse con voi forse riesco a risolvere questo problema, ma non è solo mio. È di 3/4 del corridoio del cimitero di Sant'Anna in fondo. Le posso dare il numero anche dell'oculo della mia zia che sto lottando, se le interessa, oppure le mando anche le foto se vuole. Ecco, piuttosto che divulgarle adesso pubblicamente, magari mi scrive una mail se vuole dei dettagli, noi poi ci informiamo sì. Tanto con il comune quanto con la Cegas, che è gestore dell'impianto. Sì, non neppure rispondono, guardi, veramente una cosa, l'ho chiamata tante volte, sono andata di persona lì del cimitero e non ho risolto niente. Ok, ci mandi una mail se le è possibile.
Sì, benissimo, Va bene. le mando. Grazie, poi ci proviamo, insomma, qualcosa. Sì, Grazie buona signora. giornata. Grazie, buongiorno. E poi, insomma, quando si tocca un po' il caro estinto, sappiamo essere molto Certo, delicata, no? La certo. situazione, abbiamo visto Sant'Anna non è di mia vandalismi, competenza. furti di fiori. Assolutamente, Sant'Anna non è di mia competenza, io sono in quarta circoscrizione Trieste Centro, però effettivamente l'ente gestore è la realtà a cui bisogna riferirsi, cioè la CEGAS. Poi servizi l'illuminazione credo che ricada in quella che è proprio la gestione dell'area di competenza. Sì. Piazza Libertà invece, dicevamo prima, se dobbiamo prendere il centro in quell'area, diciamo, di fine rive, se partiamo da Campomarzio intendo fine rive, o inizio se si prende dalla stazione, c'è un po' la croce delizia, no? La delizia di vedere i lavori pubblici, la piazza Sant'Antonio che sarà nuova, il Palazzo Carciotti che con Generali riprenderà vita, e tutta l'area del canale anche con il rifacimento dei ponti che sarà sicuramente più solido e anche garantirà una maggior stabilità e sicurezza di chi transiterà. Dall'altro c'è il cruccio, la croce di Piazza Libertà. Prima di fare un focus su Piazza Libertà, riprendo quello che hai appena detto. Oltretutto i ponti, una volta riqualificati, sono 300 giorni di lavoro, a lotti di 100 giorni, e andrà a eliminare il grandissimo problema che avevamo in centro dei tir. Noi abbiamo dei tir che passano in via Mercato Vecchio, via Teatro Romano, via Filzi, via Milano addirittura, anche in zone dove i serramenti delle case sono ancora in legno e dunque vibra tutto. Ecco, perciò il fatto di avere una scadenza e di avere una sicurezza in questo senso farà tanto sia per i turisti, perché a colpo d'occhio questi tir non si possono vedere, ma ci sono state anche dichiarazioni del sindaco in tal senso, ma anche e soprattutto per i residenti, per i turistini stessi. Detto ciò, Piazza Libertà purtroppo è oggetto di fatti di cronaca ripetuti, sì, fatti violenti, non ultimo l'accoltellamento la settimana scorsa che ha trovato tre persone appunto in mezzo a questo fatto qui. Il sindaco ha dichiarato di voler recintare Piazza Libertà e come Fratelli d'Italia della quarta circoscrizione, ma in generale come centrodestra, non ci può che trovare assolutamente d'accordo con le parole del sindaco e con la volontà del sindaco. Noi siamo sempre stati molto attenti su Piazza Libertà a livello circoscrizionale, eravamo di fronte a determinate richieste anche da parte della sinistra. Ricordo che adesso Trieste voleva mettere le docce in Piazza Libertà. Noi abbiamo sempre detto di no. Ci siamo posti anche di traverso anche sulla nostra giunta quando sono stati posti i WC chimici. I bagni chimici, sì. Perché non eravamo d'accordo, pensavamo che non fosse la soluzione giusta, ed effettivamente poi l'assessore ha voluto comunque fare giustamente il tentativo, perché comunque un tentativo andava fatto. Il risultato è che dopo 3 o 4 mesi, non mi ricordo, ci sono stati 100.000 euro di danno e WC chimici tolti. Piazza Libertà è attualmente controllata dalle forze dell'ordine, c'è stato un aumento delle forze dell'ordine, naturalmente tutto in coordinamento con il Comitato per la Sicurezza, col signor Questore, eccetera. Il fatto di volerla recintare non trovo nulla di scandaloso, come dicevo prima, anzi ci trovo assolutamente favorevole. Ricordo, in tal senso, avevamo un problema in circoscrizione con Piazza Ortis. Ti dico Piazza Ortis ancora alla scorsa consigliatura. Piazza Ortis era attaccata a via Torino la movida serale. Piazza Ortis all'epoca era ancora aperta. Sì. In breve, in un anno abbiamo inaugurato i giochi di Piazza Ortis per ben 3 volte. Perché? Non perché
volevamo inaugurare in continuazione i giochi Piazza Ortis, ma perché erano oggetto di vandalismo. Evidentemente l'onda lunga di questa movida di via Torino poi portava le persone in Piazza Ortis, una piazza pubblica aperta di notte, e avevamo alla fine di tutto avevamo questi giochi rotti. Proprio con una mozione discussa e approvata e votata, all'epoca ero presidente della 4ª circoscrizione, in circoscrizione si diede impulso affinché Piazza Ortis fosse recintata. Non abbiamo più avuto casi del genere. Non avete più inaugurato i giochi? No, perché non ce n'era più bisogno, avevamo risolto il problema, si era risolto il problema. E ricordo in tal senso all'epoca la sinistra chiese altri tipi di soluzioni, un aumento dell'illuminazione, che per l'amor di Dio ben venga, un aumento delle forze dell'ordine, che per l'amor di Dio ben venga, però sono soluzioni che spesso contrastano poi con la realtà, perché sono soluzioni che o l'aumento dell'illuminazione, bisogna avere copertura finanziaria, cioè bisogna avere soldi in poche parole, e l'aumento delle forze dell'ordine, sì, ma le forze dell'ordine sappiamo che in questo momento sono in affanno, cioè hanno tantissimi fronti aperti. Ecco allora che il fatto di recintare una piazza, proprio empiricamente, di fatto, per esperienza, è stata la soluzione giusta. Ecco che in maniera traslata, guardando oggi Piazza Libertà, non vedo nulla di scandaloso in tal senso. Ci sono state delle levate di scudi in tal senso, di nuovo da parte della sinistra, che lo trova addirittura qualcuno ha rimarcato dicendo che è incostituzionale, giuridicamente non... Sì. ICS Schiavone ha detto che non è giuridicamente, che è politicamente leggero e giuridicamente inconsistente, o comunque ho usato questi termini qui. Non ho capito il perché e il per come di queste dichiarazioni, perché di fronte a un problema reale, vero, tra l'altro un problema che andrebbe a tutelare anche gli stessi fruitori della piazza, cioè che la maggior parte, come sappiamo, sono immigrati. E dunque nulla di tale, sono anche a tutela loro. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torneremo però tra poco. Bene, torniamo subito in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Riccardo Ledi, consigliere di Fratelli d'Italia in 4ª circoscrizione. Sentiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Se c'è un ritardo nella ricezione. È caduta la linea. Niente, allora andiamo a vedere le mail. In zona Lazzaretto Belpoggio e limitrofe sono presenti da tempo torrette Telecom vandalizzate. È possibile interessarsi per decoro urbano e ripristino? Chiede una telespettatrice. Assolutamente sì, anche qui come la telefonata di prima di Sant'Anna, dove era la competenza del gestore, stessa cosa la competenza di Telecom su tutta la rete. Questi fatti vanno segnalati direttamente al gestore competente, in questo caso Telecom. Una vignetta di Marco Inglaro che ci segue su Piazza Libertà. In Piazza Libertà gli vuol mettere in Cheba Sissi, mi mettessi in Cheba il palazzo Cheba con la statua di Sissi, che poi è stata anche più volte oggetto di attenzione del comune per la sua salvaguardia sia strutturale che igienica, nel senso che attorno alla statua di Sissi, anche se non c'erano magari danneggiamenti alla statua di per sé, c'era di tutto e di più, che adesso forse qualcuno fa colazione, è meglio non approfondire, e è stato avviato un lavoro proprio di decoro e di perimetro come un recinto. La satira a me piace tantissimo, effettivamente io sulle battute rido sempre, mi piace. Però desidero ricordare
al vignettista che appunto la statua di Sissi era già sotto Cheba. Sì, sì. È già stata messa sotto Cheba e i risultati quali sono stati? Che i fruitori della piazza hanno continuato a usare, mi rendo conto che è brutto dirlo, però era un orinatoio a cielo aperto, e questo orinatoio a un certo punto era talmente usato che non riusciva neanche più a drenare. E dunque era proprio una cosa, al di là del pubblico decoro, ma anche per norme igienico-sanitarie, era una cosa proprio impraticabile. Un'altra mail dice: io credo che tutti i palazzi d'epoca di Trieste abbiano degli arredi interni di grande bellezza e valore. Perché non permettere al semplice cittadino di ammirare questi tesori? Cittadino che non ha modo o possibilità di accedervi. Se diventano di proprietà privata, dovrebbero d'obbligo venire periodicamente aperti al pubblico, vedi le iniziative del FAI, scrive un'altra telespettatrice. Adesso io non so le intenzioni di Generali, ma se non sbaglio c'era la volontà di rendere pubblica la parte monumentale. Assolutamente sì, in tal senso è quella fronteriva. Era un vincolo proprio dell'asta, sulla vendita di Palazzo Carciotti, per cui il futuro proprietario doveva necessariamente rendere pubblico gli spazi, gli spazi interni, se parliamo del Carciotti chiaramente. È un po' quello che è successo anche per Palazzo Gobčević, comunque tendenzialmente è quello che poi ha chiesto anche l'opposizione in tal senso, ma l'amministrazione di centrodestra non ha mai avuto remore in tal senso. Proprio Palazzo Carciotti verrà diviso più o meno in 3 grandi tranche, cioè ci sarà la parte dedicata all'hub di Generali, Agorà, ci sarà una parte residenziale e poi ci sarà una parte commerciale. Ecco, la parte di Generali, esclusiva di Generali, sarà appunto aperta al pubblico con tutte le bellezze artistiche che offre Palazzo Carciotti. In prima battuta tutte le statue che si trovano all'interno e che oggi sono ai minimi termini, nel senso che hanno bisogno di un grandissimo restauro. Do giusto un paio di numeri giusto per far capire. Allora, Palazzo Carciotti parliamo di 14.000 metri quadri, ha avuto all'inizio, ancora negli anni 10, 15 anni fa, insomma, all'inizio dell'asta ha avuto un inizio asta di, mi sembra, 22 milioni, alla fine si è chiuso a 13,2, 13,8. Sì, 13 qualcosa. 13 qualcosa, per 14.000 metri quadri. Dicevo, ci sarà un investimento, noi abbiamo avuto anche proprio l'architetto che seguirà questi lavori in circoscrizione, in audizione. Un investimento non ha voluto sbottonarsi, però ci ha fatto capire che sarà all'incirca sui 60 milioni di euro, perciò una riqualificazione rapportata a metro quadro veramente importante, di 4.000 euro circa di media al metro. Dunque il palazzo sarà rivoltato, nel senso non buttato giù e rimesso nuovo, ma verrà tutto quanto restaurato, cioè verranno prese appunto le parti artistiche e restaurate secondo i canoni in maniera dovuta. Vediamo se ci sono altre mail. No, questa che abbiamo letto che riguarda i palazzi di Trieste, soprattutto quelli delle rive, che hanno comunque una storia particolare. Su Piazza Libertà, dicevamo anche in pubblicità, l'utenza è diversa rispetto a quella di Piazza Ortis, e anche in Piazza Ortis è cambiata un po' la frequentazione, nella zona di Via Torino in particolare, dove sì, dopo si riversavano chi provocava atti vandalici. Le faccio questa domanda: se in Piazza Ortis il triestino, dico triestino, il turista, vedendo un cancello chiuso non scavalca perché è lì magari con gli amici e va avanti, cosa che invece prima, se trovava aperto, entrava e poteva danneggiare. Il migrante che ha identificato, dico il migrante perché come sappiamo insomma, è frequentata principalmente da loro, ma anche altri, non per forza stranieri, che trova il cancello chiuso, ma che ha identificato in quello come un
punto di ritrovo, un punto di dormitorio, c'è chi dorme sulle panchine, la fontana dove poter riempire l'acqua, lavarsi. Non c'è il rischio che comunque ignori il cancello? Sì, dico, qui può essere vano il posizionamento di una recinzione in quella particolare circostanza? La risposta è sì, con due fattori. Il primo è il fattore di deterrenza. Certo. Comunque il fatto di avere un cancello c'è uno stimolo alla deterrenza, perciò su un campione di 100 verosimilmente si auspica che 90-95 rispetteranno il cancello. Ci può essere appunto, sto buttando giù dei numeri, sì, ma giusto per capirsi, quel 5-10% che viceversa scavalca e entra nella piazza. Nel momento in cui questo succede, al contrario di oggi, che è una piazza libera, commette un reato. Ecco allora che si può intervenire in altra maniera, in maniera sicuramente più incisiva, cosa che adesso, chiaramente, essendo una piazza pubblica, non si può fare se non il mero e semplice riconoscimento tramite i documenti, o se succede qualcosa, l'intervento delle forze dell'ordine, nulla più, insomma. Ecco, penso che viceversa il fatto di recintare, tra l'altro il sindaco poi ha detto giustamente anche mettere anche una guardia giurata, no? E si parla chiaramente delle ore notturne in tal senso, perché comunque ricordiamo che Piazza Libertà rimane una piazza pubblica, comunque non è che si fa una piazza chiusa totalmente, ci saranno degli orari di apertura, degli orari di chiusura, come succede peraltro in altre piazze, nei giardini di Trieste, nei giardini pubblici di Trieste, eccetera. Esatto. E perciò, ripeto, non trovo nulla di scandaloso in tal senso. Peraltro, poi ho visto che giovedì scorso c'è stata anche una manifestazione proprio in Piazza Libertà da parte degli immigrati. Io sinceramente anche questo tipo di atteggiamenti io non li comprendo, io non li capisco, perché arrivano a casa nostra e chiedono soltanto diritti. Io ho una concezione della società in cui prima dei diritti vengono i doveri, no? Mi aspetto, perché così educo anche i miei figli, al buongiorno, buonasera, grazie, prego, no? Mi aspetto un tipo di atteggiamento diverso, non un atteggiamento che è al limite anche della protervia. È un mio diritto stare qua, ma insomma, parliamone. Pubblicità e poi torneremo in diretta per l'ultima mezz'ora. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Riccardo Ledi, consigliere di Fratelli d'Italia in quarta circoscrizione, la circoscrizione del centro storico di Barriera Vecchia e Barriera Nuova. Una domanda arriva via mail: trapela qualche novità in merito al palazzo di Via dell'Università da anni transennato? Non so però di quale si tratti. E la sede storica dell'università, dove è nata l'università? Ah, ok, va bene, ok. No, perché io non so perché avevo in mente il circolo ufficiale, ho detto però non è... È di fronte, praticamente, quasi di fronte. Sì, allora va bene. L'ultima facoltà lì era, se non mi sbaglio, psicologia o anche qualcosa di storia e lettere, prima che lettere fosse trasferita in Campo Marzio. In Campo Marzio, in Androna, sì, in Lazzaretto. Ancora nulla, tutto fermo, c'è una volontà, l'università ha rinunciato alla sede storica, la proprietà del comune, il comune voleva venderlo, però non ho novità in tal senso. Ecco, questo è breve, ma veramente breve, l'iter che è successo. Se posso, è un vero peccato, perché come dicevo prima l'università storica, la nostra università ha avuto tanti passaggi, ufficialmente è nata nel 1924, in realtà
del fine Ottocento con un lascito del barone Pasquale Revoltella. Noi non abbiamo avuto mai l'università, pur essendo una città che poteva averla, perché eravamo il porto commerciale dell'Austria, eccetera, dell'impero asburgico, eccetera, ma concedere l'università a Trieste voleva dire concedere un ulteriore focolaio di italianità. E per questo motivo l'Austria non ha mai concesso il titolo di università. Ecco, perciò Via dell'Università ha una storia fortissima in tal senso, è molto evocativa. Spiace che il pubblico in un certo qual modo abbia rinunciato a questa sede. Lì vicino c'è Villa Necker, che è un altro punto che ogni tanto viene fuori anche nelle sedute delle circoscrizioni. Sì, perché di aprirla al pubblico. È il polmone verde, se vogliamo dire, della zona, è lo sfogo verde della zona. Non è demaniale, non è del comune, non è proprietà del comune, andrebbe sicuramente rimesso mano, ma soprattutto anche questo poi c'è stata c'è una volontà e del sindaco della giunta in certo qual modo appunto a cercare di immettere Villa Necker nel circuito dei parchi cittadini. Però, come sappiamo, il fatto che sia appunto demaniale non è di facile gestione sul discorso della proprietà. In più c'è da fare delle considerazioni anche di natura economico-finanziaria. È un parco molto importante, molto vasto, che ha bisogno di interventi profondi, sì, in tal senso. Non sarà, è un obiettivo, non sarà sicuramente un obiettivo a breve termine. Centro città, turismo, traffico, 3 parole che le evocano. Mix esplosivo. Esatto, una bomba orologeria. Un mix esplosivo. Effettivamente, come abbiamo visto in questi ultimi anni, per fortuna la città ha avuto un boom economico che nessuno poteva immaginarsi in tal senso. E abbiamo avuto un tipo di turismo sì vero dei crocieristi, ovvero sia di turisti che scendono in città, la visitano in mezza giornata e poi risalgono delle crociere, ma abbiamo avuto anche, grazie a una grande pubblicità sulla stampa internazionale, siamo capitati in ogni dove sulla stampa internazionale a livello turistico. Siamo stati oggetto anche di turismo, appunto, di movimento di coloro che si muovono con l'auto. Chiaramente Trieste si sta attrezzando in tal senso. A proposito dei parcheggi, abbiamo dei parcheggi, se vogliamo dire, naturali del centro. Da qualche anno abbiamo anche il Park San Giusto, che come sappiamo è anche questa zona in forte pressione. Sì. Alcune volte, spesso troviamo addirittura una colonna d'auto in via del Teatro Romano per entrare in Park San Giusto. Ma volevo evidenziare il fatto che abbiamo dei contenitori in centro città anche sottoutilizzati. Chiaramente non si può pretendere di parcheggiare l'auto dietro Piazza Unità, cioè il Park San Giusto, nel senso abbiamo altri contenitori, abbiamo il Silos, prossimamente avremo un ampliamento sempre lì della zona Silos di 450 posti. Abbiamo avuto peraltro in tal senso delle sperimentazioni sotto il periodo natalizio. Sotto Barcolana. O sotto Barcolana anche, assolutamente. E sull'ampliamento appunto della zona Silos abbiamo Foro il Piano che mi rendo conto di essere un contenitore forse lontano rispetto a Piazza Unità, però esiste. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora sono una cittadina che stima logicamente e anche con i miei anni. Ogni volta che passo davanti a Piazza Sant'Antonio, dato che erano venuti fuori dei disegni su Piazza Sant'Antonio,
ogni volta guardo e spero sempre che non la tocchino, perché con quei bei marmi che fanno da cordolo alle aiuole, che adesso si insogneranno di farle così rotondeggianti, con quella bella vasca, con quel bel... spero che non la tocchino. Questo ogni volta che passo di là dico, ma speriamo che non la toccheranno. Logicamente la pavimentazione è tutta storta, tutta brutta, però non so cosa dice lei. Bene, adesso glielo facciamo dire. Grazie signora. Grazie. Grazie, prego Lady. Grazie signora. Ecco, finiti le vie laterali, parliamo di Piazza Sant'Antonio, finite i masegni, cioè i pavimenti, per capirsi, delle vie laterali, verrà fatto il centro della piazza. Centro che, come ricordava la signora, effettivamente è disconnesso, nel senso ha delle oggettive difficoltà. Peraltro proprio le venderigole segnalavano più volte, ci hanno segnalato più volte questo forte disagio della pavimentazione. Ecco, verrà tutto riqualificato, verrà tutto messo, se vogliamo dire, a bolla. Perciò è un lavoro molto importante che, ripeto, riqualificherà in maniera veramente profonda tutta quanta la zona. Oltretutto da progetto non c'è uno stravolgimento, è no, molto assolutamente conservativo. No. Assolutamente sì, la vasca non si tocca. Ecco, punto di vista. La signora che dà della vasca, la fontana rimane. Rimane, infatti. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo fare una domanda a lei come giornalista o al suo ospite. I lavori che si stanno svolgendo all'entrata delle scuderie dell'ippodromo nostro sono già da 6 mesi che vanno avanti. Si sa ancora quanto tempo, perché se il senso unico alternato crea un leggero disagio e non so, i vigili urbani danno sempre che ci sono lavori di qua di là, ma di questi qua che sono, ripeto, circa 6 mesi, da novembre o dicembre, eccoli. Dall'ippodromo dice? All'entrata delle scuderie dell'ippodromo, mi scusi. Ok. Stanno facendo dei lavori, penso su tubatura, ma non so se di gas o di acqua. Okay. Ma stanno da dicembre sicuro, forse anche novembre. Perché c'è un semaforo con il senso unico alternato, qualche volta c'è un po' di... Mi scusi, parliamo di Piazzale De Gasperi? Sì, quando lei fa per andare dall'entrata del pubblico all'ippodromo fa 30 metri e vede che c'è un bel cantiere in mezzo alla strada da 5 mesi sicuro, guardi, da dicembre sicuro, forse anche da novembre. Ok, va bene. Perché sta andando su giù ogni giorno, 2 volte al giorno, col semaforo trovi un po' di caos. Solo se si sa, se voi giornalisti o il signore che insomma in giunta mi hanno detto qualcosa. Ok, adesso proviamo a fare il punto. Grazie. Allora, prego Lady. Cerco di rispondere perché non è la mia zona, io sono in 4ª circoscrizione, non è la mia circoscrizione, quella è la 6ª, però più o meno so come funziona il discorso delle tubature. Allora anche noi abbiamo avuto per più estati via ginnastica completamente bloccata, proprio per lavori sulle tubature del gas, scariche eccetera eccetera. Solitamente questi lavori vengono fatti a lotti, solitamente, e sono completamente a carico del gestore, nel caso di specie Acegas. Io mi informerò con l'assessore ai lavori pubblici a che punto stanno i lavori, però non sono competenza diretta del comune, nel senso che viene concordato sul comune, il comune viene reso edotto, però poi di fatto è la Cegas che se ne occupa. Stessa cosa capita spesso anche sui marciapiedi, anche i marciapiedi del centro città, talvolta si allungano i lavori. Abbiamo avuto anche qua in zona San Vito dei lavori in tal senso, sempre della Cegas, che si sono protratti
di più rispetto alla scadenza naturale che doveva essere, e si può soltanto stimolare in tal senso Acegas a chiudere il prima possibile. Comunque, pur non essendo la mia zona, faccio carico, cercherò di parlare con l'assessore Lodi. Sì, mi sono preso anche un appunto per capire un po' se ci sono tempistiche un poco più certe, a che punto sono i lavori, se si sono dovuti bloccare per qualche imprevisto, insomma cercheremo di avere informazioni. Io così su due piedi non avevo prontezza di quello che sta succedendo al momento, quindi insomma magari lo faremo sapere appena possibile. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni. Buongiorno Gianni. Buongiorno a lei, dottor Gulotta, e buongiorno al signor che è della quarta circoscrizione e che ha il patrimonio della vecchia Trieste dell'80%, perché aveva tutto là. Adesso mi domando solo, tante robe potrei dire, ma che domando, la piazzetta della Valle, che se quelle 3 case inflesse, e se una fontanella, che proprio l'altra volta si è parlato, siccome mi è tanto tempo che non vado in città per motivi insomma che non stavo bene, ecco, e non la sono da vedere più, perché l'andavo a vedere perché era una piazzetta meravigliosa. Queste 3 case fatte proprio fra l'altro da 3 grandi architetti qua a Trieste, e volevo sapere se la c'è un poco a posto, e se c'è sta fontanella, se la voglio dico anche gli architetti, ma penso che non corri che dico, ma Revoltella non voleva farla l'università. Revoltella era legato con l'Impero, e si è morto nel 1869 e che aiutava da lui a Suez con sforzi per poter, e fra l'altro era vicepresidente, non poteva volere l'università, lui voleva l'Accademia del Commercio. Questa è almeno di quel poco di storia che sono lì. Questo volevo dirvi. Okay. E riguardo la stazione, c'è purtroppo un disastro, perché inutile che faccio la storia, perché tutti la conosci. Erano 2 giardini e 2 monumenti. Uno si sta rimesso, quell'altro si sta buttato via un poco di qua e un poco di là. Poi avevamo la stazione che è splendida, perché ha un'armonia con tutte le case, che le se l'ha, eccetto con la Panfili, che mi pare che sia una casa tanto pesante, ma tutte le altre sono bellissime, c'è l'Economo, c'è quella del Gadola, c'è Callister, e c'è peccato che secondo me è la seconda piazza di Trieste, perché quella è la seconda piazza di Trieste che aveva 2 giardini, come che ho detto, e che può portare sia in porto e sia in Piazza Grande. Adesso mi non la voglio far lunga, ma sarebbe tante robe da dire. Comunque vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie Gianni. Grazie, buona giornata. Beh, più cose, intanto Piazza Libertà che stiamo vedendo anche dalle immagini, ma insomma torniamo su un discorso di rammarico nel vederla in queste condizioni, molto spesso sporca e utilizzata anche come dormitorio, da un lato. Dall'altro Piazzetta della Valle, che era l'incipit della telefonata. Mi ha fatto tantissimo piacere sentire il signor Gianni, perché ha trasmesso un velo di romanticismo di una Trieste che esiste ancora, c'è, ma in certo qual modo nel frattempo i tempi appunto sono andati avanti. Piazzetta della Valle è uno scorcio di Trieste, della Trieste che fu, è molto particolare. A me risulta ancora la fontanella, perciò non dovrebbe essere conservata, non mi risultano lavori in merito, e
come dicevo prima, è uno scorcio molto romantico, come Piazzetta Barbacane, ma come tutta la zona di Civitavecchia. Andando in giro a piedi per Civitavecchia troviamo degli scorci di una Trieste che fu veramente belli da vedere, belli da assaporare con l'occhio. Pasquale Revoltella mi ha sorpreso tantissimo il signore perché sapeva le date, effettivamente il lascito del 1866, è vero che il Revoltella era un commerciante, lavorava in porto, doveva per forza di cose essere allineato, se voleva lavorare, all'impero asburgico, ma è altrettanto vero che se non ci fosse stato per lui non avremmo avuto la scuola superiore degli studi di economia, perché questa era la dicitura storica dell'università. E ripeto, Vienna non voleva concederla perché sarebbe stato, come ho detto prima, un ulteriore fulcro di italianità per Trieste, un ulteriore fulcro di redentismo. Piazza Libertà, concordo con il signore, è una piazza peraltro che ha avuto una riqualificazione proprio da questa giunta, proprio da questa amministrazione, e vederla oggi in questo stato non di degrado o di abbandono, perché come ho detto ci sono stati messi soldi per riqualificarla, ma l'uso che se ne fa è un dolore al cuore. Mm-hmm. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, guarda Franco. Prego. Vorresti dire dopo nave, vediamo se mi accontente. Allora, la prima roba seria derivare alla Barda, naturalmente, e solo alla scala dei giganti, no? Sì. E dopo un'altra roba, così parla dico, perché avevamo d'annunzio sempre in piazza della Borsa. Sì. Non sei mai pensato invece di ricordare il nostro Nino Benvenuti? Che è una roba poco magari da ricordarlo, è finita, è stato... Sì. Vale, vi ringrazio, buona giornata. Grazie Franco. Beh, la Barda Scala dei Giganti torna molto spesso anche come segnalazione. Molti ricorderanno che c'era prima un roseto che componeva la Barda, poi un po' la poca cura, perché c'è stato anche questo, un po' l'intemperie, un po' i vandalismi, ne hanno creato una sorta di mezza alabarda sbiadita e poco simile al simbolo e più simile a un pastroccio. Non ho veramente memoria di quali siano le intenzioni attuali su quell'angolo, posto che, se non ricordo male, era stato anticipato che c'era l'intenzione di restituire decoro a quello scorcio, magari con una formula diversa, se non è la rosa sarà una pietra. Ecco. Assolutamente sì, e gli interventi di verde pubblico sono tanti, la città si sta trasformando anche a livello urbanistico, ecco allora che poi ricadono, ahimè, anche delle priorità di intervento e anche delle coperture finanziarie, che spesso non si vedono, però esistono. Detto ciò, per quanto riguarda Nino Benvenuti, sfonda porte aperte. Io da istriano non posso che ricordare con grandissimo affetto la figura di Nino Benvenuti, una persona che una volta arrivato all'apice non ha mai scordato le sue origini e la sua appartenenza al territorio e dell'Istria e di Trieste. Detto ciò, se non mi sbaglio, sto andando a memoria, da regolamento, per poter prendere in mano qualunque tipo di intitolazione deve passare, se non mi sbaglio, ripeto, almeno 10 anni dalla scomparsa della persona. Da lì poi parte tutto l'iter per ricordare la persona, che può essere un'intitolazione di una via, una statua, indifferente. Per quanto mi riguarda, sull'idea di Nino Benvenuti mi troverà sempre assolutamente d'accordo. Ci sono i tempi tecnici dovuti da regolamento che vanno appunto a normare
queste situazioni. E forse per le statue dovrebbe essere anche più rigida come regolamentazione, forse per le vie, la toponomastica delle strade cittadine c'è un po' di più facilità. Prova ne è anche la via dai 2 agenti uccisi, lì c'è stata però una deroga. Stavo pensando proprio a questo episodio qua, lì c'è stata una deroga, sì, perché è stato un episodio che ha talmente scosso i triestini che il sindaco si è fatto carico proprio andando completamente in deroga a tutto, perché il fatto era fatto di cronaca evidente e andavano in un certo qual modo onorati, per cui si è intitolato appunto quello slargo. L'ex via Torbandena, diciamo. Esatto, ai 2 poliziotti caduti. Esatto. È stata una cosa straordinaria, come ricordavi. Insomma, la partecipazione cittadina è stata notevole. Notevolissima. Per questo episodio, tanto quei giorni quanto poi ai funerali. Insomma. Sì. È anche un po' un dolore, mi permette, a ricordarlo. Cioè, sì. È giusto farlo, perché è giustissimo farlo, molto commovente. È stata una cosa molto partecipata. E la messa è stata fatta alla Beata Vergine del Rosario dietro il comune. Vero, sì, subito. E io ricordo migliaia e migliaia di persone presenti. Torniamo al centro storico, siamo ancora 2 minuti prima della chiusura. Vengono sempre menzionate le difficoltà dei parcheggi, posto che, come diceva lei, ci sono alcuni contenitori vuoti. Via Carli non è sempre pieno, anche se siamo un po' fuori zona per molti, il centro storico è altrove, ma ci sono i collegamenti con gli autobus, c'è la linea 9 per fare un esempio, che ti porta direttamente dove vuoi. C'è il Silos che non è sempre ottimizzato, c'è però anche la possibilità eterna, mi viene da dire, di rivedere il mercato ortofrutticolo di Campomarzio sotto una nuova veste. Il sindaco molto spesso dice: lì faremo parcheggi. Sì, c'è da dire poi su Via Carli, proprio periodi natalizi, viene istituite anche delle navette di collegamento con il centro. Sì. Facevo prima riferimento a Foro il Piano, ma quello che mi preme soprattutto, ed è una battaglia che ho portato avanti, che sto portando avanti, è la tutela anche dei residenti, perché se è vero, ed è vero che noi dobbiamo amministrare e gestire il fenomeno del turismo, è altrettanto vero che i residenti che vivono in centro città necessitano di parcheggi. Ecco, in tal senso avevo fatto proprio una mozione per una sorta di convenzione da istituire per i residenti che abitano in centro, una convenzione di tariffe agevolate per quanto riguarda gli stalli, ma si deve prima dare attuazione finale totale del piano urbano del traffico per poter finalmente poi attivare anche le convenzioni. Questo per dire cosa? Questo per dire, nel grande macro, il mio interesse da consigliere circoscrizionale sono ricordarsi comunque dei triestini, dei residenti. Ok, quindi nel grande macro c'è uno spazio per un micro, diciamo, dai. Un micro che però ha ci vive. Ha il suo peso, sì, perché è dei residenti. Grazie a Riccardo Ledi, consigliere di Fratelli d'Italia in 4ª circoscrizione. Grazie. Buona giornata, buon lavoro, a presto. Buongiorno a tutti. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti. Sveglia Trieste tornerà domani alle 7. Arrivederci.